Eccoci qua. Andiamo live, ma proprio immediatamente. Partire nessuno. Sicuro? Sono sicuro. Allora, sì. Prima di tutto io saluto Pietro dal Belgio, mi saluti e ti saluto. E il Belgio ovviamente è uno dei temi di questo Napoli, perché Lukaku resta un tema, un duello lo devi vincere, che cacchio. Quindi il primo tema è questo qui, onestamente. Partiamo dal presupposto che io il punto me lo tengo strettissimo, perché avete visto la classifica quanto è corta, e perdere sarebbe stato dare una spinta all'Inter, dare una spinta contraria a noi, che scivolando si sarebbe parlato male per tutta la punto. Il punto, mettiamo un punto in questo scontro diretto fuori casa, quindi un punto che pesa assai, tantissimo. Poi la prestazione è che va analizzata, perché secondo me l'Inter ha dimostrato di esserci superiore in tutto e per tutto, e quindi ecco perché il punto arriva anche bene ed è favorevole, un risultato favorevole. Voi lasciate il like, perché siamo già in 400.000, e quindi ringrazio Claudia prima di tutto, li abbiamo contenuti, un successo per me. Sì, il +1 è anche un -2 all'Inter, nel senso che non fai fare 3 punti all'Inter, gliene fai fare uno solo, e quindi veramente a livello di risultato, di punteggio, io sono contentissimo, soddisfattissimo. E ci aggiungo anche per la prestazione, perché non essendo la prestazione stata scintillante, e dobbiamo parlare di Meret, perché poi Meret è nata volta, ma facciamo la stessa analisi delle gambe, la spinta, la mano, ci arrivi, ci sei arrivato, la mano deve essere tosta, il pugno, non fanno più le parate di pugno dove tu vai così, o la parata con la mano di richiamo, la famosa parata di taglia la tela, e purtroppo non c'è. Dopo viene preso un po' a pallonate Meret e lo mantiene il risultato, non fa parate clamorose, però fa le parate che deve fare. Quindi me lo tengo proprio stretto il punto. Poi nelle analisi dei giocatori, insomma delle prestazioni individuali, Buongiorno è autore di un vero e proprio miracolo, secondo me, nel primo tempo su Pavard, fa un miracolo, un recupero proprio miracoloso. Mi è piaciuto Olivera più di Di Lorenzo, come per quanto riguarda i terzini, e poi due trasferte a Milano, 4 punti, ottimo. Sono d'accordo, Mario, sono d'accordo, se consideriamo anche il trittico di partite che era Milan, Atalanta e Inter, te ne esci con 4 punti, sulla carta secondo me si firma, peccato con l'Atalanta, insomma, in casa così, però meglio di 3 pareggi, in teoria meglio di 3 pareggi, anche se hai fatto fare 3 punti all'Atalanta, ma hai tenuto il Milan a distanza, che è inciampando il Milan. Oggi hai mantenuto la stessa distanza col Milan, quindi il pareggio è il pareggio che fa il paio con il pareggio del Milan. Quindi sotto questo punto di vista sono molto contento. Glitchy, ci vuole un allenamento intensivo sui passaggi sotto pressione, troppe palle buttate. È vero, c'è stato un momento in cui Conte ha detto proprio calma, ha richiamato la calma, ha detto calma, e c'è stato un momento, un po' tutto il secondo tempo, onestamente,
sembrava di stare in apprensione, di buttarla un po' così per rifiatare, e il fatto che noi siamo la squadra che non è la settimana tipo, eccetera, eccetera, senza tutti quegli impegni, quando le altre squadre hanno anche gli impegni, il fatto di stare in affanno ti deve far ragionare anche su una cosa: la gestione della rosa, e la rosa, perché sono sempre qui, alla fine abbiamo di nuovo i titolarissimi e lo sappiamo bene, non c'è un altro modo di giocare. Conte potrebbe anche cominciare a far ruotare qualcuno, perché se stiamo poi in affanno, Politano deve fare tutto quel lavoro così, a un certo punto non può ripartire, non ce la fa. Kvara l'avete visto che lavoraccio che ha dovuto fare su Pavard, su Dumfries di ripiego per dare una mano, è venuto anche a fare una diagonale di tutto il campo su Di Marco, penso fosse Di Marco, al 75esimo, me lo sono scritto. L'analisi sarà molto interessante perché l'Inter ha visto gli accoppiamenti che Conte ha scelto per le marcature e ha cominciato a scompaginare, metteva Pavard a sinistra, si abbassava Barella, a volte si abbassava Mkhitaryan per non far abbassare sempre Çalhanoğlu. Insomma, partita tatticamente molto interessante, molto da studiare e molto bella. Il problema è che non vedi il contrario, perché vedi sempre, se il pallone ce l'ha sempre l'Inter, vedi sempre le contrapposizioni che hai scelto tu e non vedi come l'Inter poi ti può andare a disturbare se hai tu il pallone. Tore Falanga, 4 punti con le 3 più difficili, mi sta bene. Maluccio comunque un po' tutti. L'arbitro è stato scandaloso, fuorigiochi non chiamato, il rigore. Ah, bravo! Allora, a parte il rigore, senza dubbio, un'invenzione clamorosissima. Mamma mia, quello anche non fa niente, ma si mette davanti così, Dumfries gli dava addosso. Rigore, mamma mia. E meno male che Çalhanoğlu è arrivato a 19 e non ha fatto 20, perché altrimenti staremmo parlando di un altro campionato. Sì, fuorigioco di Di Marco non chiamato che poi ti porta a un calcio d'angolo che è pericolosissimo e altre cose che non mi sono piaciute. Dobbiamo ancora parlare degli altri. Aiutatemi. Vabbè. Sì, la questione Gilmour è un'altra che va analizzata e datemi il tempo, insomma, di portare gli screenshot domani, le cose, o dopodomani, insomma, perché la reaction è da vedere, non ve la perdete la reaction, perché sì, anche Gilmour che non chiude, siamo d'accordo, però Gilmour ci stava addosso per tutta la partita, può capitare. Il tema dei tiri subiti del Napoli, che abbiamo affrontato anche nelle altre analisi, è quello, cioè nel senso, abbiamo visto che il Napoli subisce qualche tiro in più e mi si fa notare, ma magari li subisce da fuori area. Sì, e però se tu sai che c'hai un portiere che non ha dei riflessi straordinari e ci provi da fuori area, se poi tu sei anche un pochino avvezzo al tiro da fuori come lo è Çalhanoğlu, è normale che lui ci prova. Questo cosa vuol dire? Che il Napoli deve schermare meglio al limite dell'area? Probabilmente anche questo sì. Se ci schiacciamo e non diamo la profondità risolviamo un problema, ma ne abbiamo poi un altro, e quindi è la solita cosa della coperta un po' troppo corta. Ma andiamo a leggere tutti i vostri messaggi. Un saluto Gaetano, saluti da Amamet. Da Amamet. Ve lo ricordate? Questo era Paolo Rossi, ma non il giocatore, il comico. Amamet. Troppo molli sui contrasti. Mi chiedevo dove sia tutta questa preparazione muscolare di Conte nel ritiro, ma meno male è finita in pareggio. Paradiso. Sì, nel senso, credo che abbiamo perso parecchi duelli. Sono curioso di andare a vedere i dati sui duelli, perché Anghissà morbido, lo stesso McTominay un paio di volte morbido Gilmour, e lì si deve fare sicuramente qualcosa in più, perché poi soprattutto nelle partite equilibrate dove il punteggio non va debordando, i famosi duelli fanno la differenza. Aspetta, sta ancora Diego che segna, devo trovare delle altre gif. Ok, andiamo a recuperare gli altri commenti. Marco, ciao Vale, buon pareggio. Ciala non poteva mai segnare quel rigore, ho secciato troppo, e qua penso che entriamo anche in discorsi
fantacalcistici, io lo vedrete domani in reaction, perché io mi sono imbottito di giocatori dell'Inter pur di fare di dare un aiuto al Napoli, che c'è i Sommer in port, se metto Sommer in port, a parte c'ho 3 fantacalcio, quindi c'era l'imbarazzo della scelta. Uno, in un fantacalcio ho rovinato la carriera di Svilar, e negli altri 2 fantacalcio c'è Sommer in porta, quindi il golletto l'Inter in campionato lo prende, poi va in Europa dove Sommer non ha importanza, 0 gol subiti. Datemi soddisfazione. In Italia lo prende il golletto, e poi c'ha la Noglu, e poi Bastoni, eccetera eccetera. Assolutamente sì. Valentino, l'occasione di Simeone, hai ragione amico mio. Cosa ci manca a livello di campo? Qualità, Avena? A me manca il denaro. A me mi manca il denaro. Non mi trovo. Qua è leggero, bellissima citazione, amico mio. A me mi manca il denaro, non mi trovo. Allora, ci manca un po' di tutto. Ci manca un po' forse anche di coraggio, di metterci, di avere un pochino il pallone. Se tu prepari sempre la partita per non prenderle, ti viene a mancare questa cosa qui, secondo me. Poi Conte ci dirà: io devo per forza giocarmela così, perché altrimenti se me la gioco a viso aperto faccio la fine di Garcia, di Mazzarri, di Calzone e della Roma quest'anno. Dobbiamo purtroppo capire, e la classifica è bella perché stiamo lì davanti, ma l'abbiamo visto. Adesso è arrivato il momento del recap, è arrivato il momento di un recap generale di tutte le partite, come li abbiamo fatti questi 26 punti, e se andiamo a fare un'analisi onestissima, sempre con la sciarpa però a metà, te la chiudi qua e senza fare ci renderemo conto che siamo stati bravi, siamo stati tenaci, siamo stati a volte anche fortunati, e quindi per tutto questo ci mancano una serie di cose. Bravo Tore, questa è un'altra cosa che uscirà in reaction, la Kvara che esulta sulla chiusura da difensore vero, tra l'altro in una diagonalissima che finisce praticamente sull'opposto della sua fascia. Sono stati 2 momenti belli di Kvara, questo sicuramente, e poi un fallo che fa su Zielinski dove si abbracciano, e là mi è venuto un pochino il magone. Comunque tante mazzate ha preso pure Kvara anche oggi, e non c'è dubbio. Signori, siamo già in 700, il che significa che ci devono essere 500 like, il che significa che non ci sono, e se non ci sono, ma non è colpa vostra, perché ve lo devo ricordare. Se non ve lo ricordo, come fate a metterlo? E partono i like. Vedo che c'è molta gente che vuole molto parlare. Vai, i like. Ciao a tutti amici bellini, ciao Valerio, cercherò di essere veloce. Numero 1, gli arbitri ragazzi fermiamoli, non ne possiamo più. Fuori gioco non fischiato subito dopo un rigore che veramente poi si lamentano del rigorino di Politano, cose del genere. Okay. Numero 2, un pensiero su Meret, ok, poteva fare meglio, penso che gli manchi la gamba di lancio, cioè non riesce a spingere troppo sulla gamba e quindi arriva con la mano moscia. Il problema di Meretti in quell'occasione è che non salta proprio, ma la domanda vera è: chi doveva contrarre, pressare? Çalhanoğlu, che è un tiratore, lo sanno pure le pietre. Chi se non tira Çalhanoğlu forse il gol non si prende. Terza considerazione, ragazzi, metti Neres, ma perché non metti Neres? Che mentalità di ragazzi, un po' dopo che sbagli il rigore la partita va in ghiaccio, è normale che non mette Neres, perché il punto a Milano con l'Inter va benissimo, e loro non hanno vinto né con la Juve né col Milan né con noi in casa, devono andare fuori casa, rendetevi conto di questo. Cervello ragazzi, cervello. Ciao Valerio. Ciao amico mio, allora bravo, considerazione esatta. Tra l'altro c'era questo triangolo degli scontri diretti, perché l'Inter vince molto bene invece con l'Atalanta, perde col Milan, pareggia con la Juve, mentre il Napoli vince col Milan, perde con l'Atalanta, pareggia con l'Inter. Il Napoli pareggia con la Juve, vince col Milan, pareggia con l'Inter, perde con l'Atalanta. Insomma, adesso che tutti gli scontri diretti saranno pareggiati, sarà interessante vedere anche questo. E capisco il fatto di Neres, mi rendo conto, anzi da una parte sono contento che non abbia tolto un'altra volta Kvara, perché poi a quel punto diventa stucchevole. Anche dare pochi minuti a Neres sempre al posto di Kvara diventa, secondo me,
un'accoppiata troppo sbagliata. Dobbiamo dare la possibilità di giocare anche insieme a sti ragazzi. Non era il momento perché eravamo sul pareggio e ne sono convinto. Almeno non è Mazzocchi, qualcuno lo scriveva, perché là io PlayStation Politano metta Mazzocchi. Invece Neres sta prendendo quella forma del panchinaro che ti aiuta in avanti, però non è proprio Neres, che è proprio che magari indietro non ci va mai. Una via di mezzo, ecco, la via di mezzo tra Neres e Mazzocchi abbiamo scoperto che è Ngong. E adesso devo recuperare tutti i vostri messaggi. Grandissima applicazione, ma poca proposta, soprattutto nel secondo tempo. Il Karma ha riequilibrato un rigore per me ridicolo, ma ce l'ha nel contratto, il con sua azione solo con noi, assolutamente sì, era da aspettarcelo. E poi devo recuperare l'amico Giorgio, rigoristi, tristi, oppure risulta tristi, ma in questo caso io risulta felice, perché se poi guardo solamente il risultato così mi risulta, me lo prendo alla grande. Ringrazio Pasquale e volevo anche dire a Psycho: tu avevi il commento italiano su Paramount, perché sei lo stesso di Fubo, vergognoso, palesemente anti-Napoli. Amico mio, stavo per farla io a voi questa domanda, perché con Paramount sì, io posso scegliere, c'ho il commento inglese e c'ho in inglese e c'ho il commento in italiano. Adesso mi parte in automatico, evidentemente conoscono il mio algoritmo, mi parte in automatico il commento in italiano e non lo cambio per scaramanzì, mi scoccio. È meglio anche il commento in italiano per le reaction. Però mamma mia, sul gol di Çalhanoğlu, se è lo stesso di Fubo, non lo so chi è, ma è un tifoso dell'Inter, proprio il commento tifoso dell'Inter, una roba incredibile, anche sulle cose un pochino, sai, a mezzo e mezzo, il fallo, non il fallo, il racconto del calcio è peggio dell'arbitraggio, vedo delle cose sul video e ci dicono delle cose al contrario, veramente molto male, insopportabile. Kvarangong punta e Neres a destra, non se ne può più con Lukaku. Luigi, ho capito, Ngong punta è una delle possibilità, ma a questo punto io mi gioco Simeone, c'è la voglia di vedere un'alternativa a Lukaku. C'hai Simeone se vuoi fare delle cose, c'hai Raspadori se vuoi fare delle altre. Ngong punta, sì, lo può fare, però è un adattamento che ha meno senso rispetto a dare un po' di fiducia a Simeone, che è entrato bene, e che peccato che purtroppo quel tiro lì finisce alle stelle. E poi ci sarebbe il fallo, perché dopo il tiro, se tu dopo il tiro subisci fallo e rigore, questo poi ne parliamo con calma, perché voglio sentire il racconto arbitrale dell'open bar, eccetera eccetera. A palla lontana, se poi tu mi vai sulle gambe, è rigore. Quindi attenzione, avete dato un rigore all'Inter che fa ridere, voglio vedere anche quello, voglio rivederlo assolutamente. Rigore allo scadere che devi dare per forza. Quindi mettiamo tutto nel computo, e capisco la voglia di togliere un attimo Lukaku da mezzo, perché non va in nazionale e non recupera. Adesso è stato convocato, ci va, magari è meglio, ecco, magari forse deve giocare. Il fatto che rimanga a Castelvolturno non ha aiutato, non entra in forma, o forse, ragazzi, questo è a questa età, mettiamoci pure l'anima in pace. E quindi capisco la voglia di qualcosa di diverso. Uè, ma che ci fanno Lazio e Fiorentina là? 90 punti, grande Alessandro. Ha un bel tema tutta la Serie A, è bello, sarà bello analizzare tutta la Serie A, perché Baroni, io dalla Fiorentina, lo sapete, sono un grande fan di Palladino, quindi sono contento di vedere quello che stanno facendo. Ad un certo punto te lo aspetti, ma non era oggi la giornata. Volevo aspettarmi una sciuliatina della Lazio, ma il Monza è stato poca roba, purtroppo. Maldini si è mangiato un altro gol, solo lui e Laporte, insomma, che l'ha tirata altissima e così. Quindi purtroppo niente da fare per il Monza, però Lazio e Fiorentina stanno facendo un grandissimo campionato e meritano i punti che hanno, meritano di inguaiare quelle altre due squadre che di solito dovrebbero stare lì, come il Milan, come la Roma, che sono un pochino
in ritardo, vediamo chi poi riuscirà a tener duro. Vediamo chi riuscirà a tener duro. Simeone in 5 minuti ha fatto meglio di Lukaku. Antonio, io sono tristemente d'accordo con te. Da grande fan di Simeone quale sono, mi risulta facile dirlo, ma anche senza la sciarpa di Simeone addosso, vince il duello con Acerbi, a un certo punto lo vince, poi Acerbi lui lo sposta braccetto perché mette De Vrij così, però Simeone lotta, mi sembra vivace, mi sembra che se su una palla sporca lui ci arriva, Lukaku sulla palla sporca ti mantengo, poi non faccio niente e non succede, a meno che non capita quel movimento perfetto dove Lukaku risulta decisivo. Però sono un po' di partite che e anche nel primo tempo devo aggiungerci dei momenti in cui potevi tirare da fuori aria, tu Lukaku il sinistro ce l'hai e non tiri, e tira, facci vedere un tiro, una bella botta, prendi la porta e vediamo Sommer se si incarta, e non abbiamo tirato. Il primo tempo avevamo avuto delle opportunità di tirare, non abbiamo tirato, veramente un peccato sotto questo punto di vista. Rigore ridicolo. Se quello è fallo da rigore, la spinta su Kvara, 2 mani, rigore con rosso diretto, ma senza dubbio. Speriamo di non resuscitare la Roma. Altro tema che diventa interessantissimo. Non è chiaro se hanno veramente già scelto il successore di Juric, che è stato esonerato oggi. Era proprio the dead man walking. Juric si sapeva oramai. La Roma sta seguendo i nostri passi dell'anno scorso e l'avevamo stabilito. Si parla di Roberto Mancini, si è parlato di altri nomi, Lampard si è parlato, ma è uscito in mezzo anche il nome di Rudy Garcia. E lì, punto, e vediamo, perché il quando, ovviamente, adesso prendono il nuovo allenatore, la sosta, si ricompattano e cercano di avere una botta, ma vi dico una cosa subito, ve lo dico adesso, prima che arrivi il nuovo allenatore. Chiunque sia il nuovo allenatore, oggi c'era Allegri a guardare Inter-Napoli, chissà se Allegri che si viene già a studiare il Napoli perché Allegri va alla Roma. Sia Mancini che Allegri secondo me hanno un ingaggio pesantissimo per la Roma, che c'ha De Rossi a contratto, quindi potrebbe tornare De Rossi, l'altro allenatore da pagare, quindi insomma vediamo che cosa succederà, il quando. Ma io vi dico che la Roma, ora dobbiamo stare attenti alla Roma perché avranno quel momento, quella botta così, ma se il calcio ha una logica, ci sarà una Roma discontinua che ne vince una, ne perde un'altra, poi ne pareggia un paio, poi ne perde un'altra, ne vince un'altra inaspettatamente, e ti viene a prendere anche la sfortuna, perché se vedi poi la deviazione di quello di Angeligno, poi ti porta il pallone, diventa imparabile e subisci gol anche quando stai in grande Shaarawy, in grande spolvere, e subisci gol e non c'è niente da fare. Quindi questo è il calcio che stiamo vedendo e lo stiamo analizzando. Simeone 5 minuti che senza dubbio, e ringrazio ancora Antonio. Teniamoci Osimhen, perlomeno corre, tira, signori, a parte corre, non c'è dubbio, tira, non c'è dubbio, di testa è un fenomeno e sta segnando anche con continuità al Galatasaray. Il problema non è una scelta nostra il tenerci Osimhen, perché ci sono state delle scelte fatte a tavolino. Dici io ti do il contratto, tu te ne vuoi andare, io ti lascio andare, però ci devono portare i soldi che ci devono portare, questa è la clausola, portaci la squadra, tu te ne vuoi andare comunque, benissimo, vattene così non paghiamo l'ingaggio, però adesso ti vai a valorizzare. Signori, è nostro di contratto Osimhen, ma non è un calciatore che torna per giocare con noi, a meno che Conte non si impone, perché Conte può anche dire senti io qua con Lukaku pensavo che, e invece no, però devi trovare uno in Arabia che si viene a prendere Lukaku, altrimenti con l'ingaggio che paghi Lukaku e quanto lo hai pagato, i 30 milioni che lo hai pagato, Osimhen non te lo puoi mai riprendere, a parte il fatto che Osimhen non vuole rimanere, quindi sarebbe un illogico. Adesso sembra che sta tutto felice, è proprio l'ex fidanzata che sbandiera le foto su Instagram delle cose sue, insomma, vabbè. Allora, volano i messaggi e chiedo scusa per la mia lentezza, però sono tutte domande. Sta parlando Conte, voi mi fate sapere che cosa ha detto Conte. Dopo 12 partite essere primi giocando senza portiere e senza attaccante è un miracolo sportivo, ma lo sai che ci stavo pensando
anche io ho il nome figo, perché l'ha detto Stampa. Ho inviato 3 vocali, ma te ti devi calmare però. Il primo mio, il secondo, il terzo sul rigore, le parole di Conte, si è incazzato come una bestia, è lungo ma ascolta, non ne vale la pena. Allora abbiamo tantissimi vocali, dobbiamo recuperare. Bella la... c'è una hitmap di Lukaku a centrocampo. Allora, recuperiamo tutto perché poi voglio leggere anche più messaggi possibili perché siete in tanti. Ma i like stanno arrivando? Fatemi sapere un attimo i like. Quando al VAR conviene intervenire. Bravo Oriali. No, è bene che si faccia sentire perché non è possibile. Lo so, e appunto di questo stiamo parlando, senza dubbio. Senza alcun dubbio. Buonasera, forse Conte ci sta dando modo di valutare i moduli, i sistemi possibili, ma la mia domanda, quali sono i principi di gioco? Giacomo, è una bella domanda, nel senso è il piano gara. Il piano gara Conte non ti potrà mai dire io sto là, aspetto e riparto, perché non te lo può dire. Però noi lo vediamo e ce ne rendiamo conto che è così. Poi alle volte ti può andare bene il risultato, alle volte ti porti in vantaggio e riesci a resistere, però c'è poco sviluppo, c'è poca proposta di gioco e questo è evidente. Purtroppo è evidente così. E ringrazio anche Nicola che mi manda un saluto dal tram. Ho volati un pochino di messaggi troppo, si lamenta, finalmente si sta lamentando, meno male, no, che perché quando parla Conte fa risonanza, se ne parliamo noi siamo piccolini proprio. Nicola così, il tram è così, il principio di gioco è l'ordine. Nel senso sì, l'equilibrio, il mantenere le distanze, il non prendere imbucate, questo è il principio di gioco che ci sta dando Conte. Non posso darti torto, Fernando, è così. Marelli, il calcio di rigore è molto leggero, non c'è niente più di una gamba esterna sul polpaccio di Dumfries, ma il VAR non può intervenire perché Mariani ha stabilito, continuo io, no? La frase così, l'ha stabilito in campo, non c'è un chiaro ed evidente errore perché il contatto esiste e quindi il VAR non può intervenire. Ci avete fatto ridere con questo protocollo che il VAR non può intervenire quando vuole lui. Se quello è Dumfries che si butta addosso ad Anghissà che sta proteggendo il pallone, si sta mettendo davanti e sta in vantaggio, è errore, è evidente a me, ma forse perché io sono tifoso del Napoli, può essere che sia tifoso del Napoli. Garcia alla Roma e Mazzarri al Toro, mamma mia, grandi déjà vu. Va a proteggere, ma senza dubbio, sfruttiamo poco le corsie esterne, cosa ne pensi? Pasquale, sì, perché stiamo chiusi, perché stiamo più in attesa. Se tu le corsie esterne c'hai un Politano che sta venendo a fare il terzino insieme a Di Lorenzo, è difficile poi che si possa fare 70 metri in avanti e non allarghiamo. È una scelta quando il Napoli ha il possesso di palla di non puntare sulle corsie esterne. A me interessa che vi guardiate le analisi tattiche di ogni partita perché ci aggiungiamo qualcosina ad ogni partita e capiamo quello che è. Poi cambia perché Conte ci può far vedere delle cose diverse, ma molte sono le partite che cambiano e quindi cambiando l'avversario tu vedi delle cose diverse, ma lo abbiamo stabilito che Conte, per aver secondo me individuato negli esterni che ha in Napoli non un punto di forza, lui dice io non punto più sugli esterni che vanno tipo Perisic, tipo Hakimi e mando i rifornimenti al centro, devo sviluppare diversamente e sviluppa con questi trequartisti che poi vanno al centro, sviluppa con McTominay centralmente, Kvara e Politano che quando hai la palla in teoria dovrebbero stare più interni, ma lo vediamo poco perché il Napoli con queste partite, almeno l'abbiamo visto poco con l'Atalanta, l'abbiamo visto pochino con il Milan e lo vedi pochissimo con l'Inter perché se tengono la palla loro tu ti devi assolutamente difendere. Conte arrabbiatissimo in conferenza sugli arbitri, il VAR deve sempre intervenire e allora devi mettere il challenge, altrimenti si nascondono dietro al protocollo e non si interviene mai. Quanti palloni ha perso Anghissà? Temo parecchi, lo vedremo domani con i numeri, ma
fammi ascoltare un altro vocale. Che rammarico, quante colpe che a Conte, io non ho parole, perché voler giocare una partita che si poteva, non dico vincere, almeno ci potevi provare senza rischiare troppo, cioè perché non metti i cambi prima? Ngonge ha avuto pochissimo tempo per incidere, stava quasi facendo segnare Simeone, perché non metti Neres, perché non togli quel cazzo di Di Lorenzo che non c'è da 3 partite, va bene pure Mazzocchi, perché se vuoi quel tipo di giocatore con le caratteristiche che sta in quella posizione lì, come stai usando Anghissà in queste 2 partite, che ha fatto schifo a prescindere Anghissà, perché non usi Foloruscio, che fa proprio quello che vuoi che tu vorresti facesse Anghissà, e non ci riesce palesemente, arriva sempre al limite dell'area e perdeva palla, non sapeva dove mettersi, non sapeva dove ricevere palla. Perché così? Cioè, se ci sono i risultati va bene, ma se non ci sono i risultati, Conte è una scelta sbagliata. Cioè, mi spiace. In altre situazioni io sarei anche contento di un pareggio del genere contro la squadra più forte del campionato. Esatto. Ma c'è dietro la Fiorentina a 1 punto, la Lazio e l'Atalanta a 1 punto, tutti quanti più o meno a 1-2 punti. Significa che è un campionato dove puoi spingere un po' di più e lui sceglie puntualmente di non spingere. Oppure puoi spingere, prendi l'imbarcata e te ne esci da queste, perché stanno spingendo tutte quante e te ne esci. Allora Massi, io ti dico, prima di tutto, comunicazione di servizio, Foloruscio non era nemmeno in panchina perché era infortunato già con l'Atalanta, non è stato convocato, quindi abbiamo panchina corta. Questo lo dobbiamo dare come attenuante a Conte, perché ti giri e dici adesso metto Lobotka al posto di Gilmour, è l'unico cambio che hai a centrocampo, perché non hai effettivamente un centrocampista come McTominay, non hai nessuna sostituzione per Anghissà, non ce l'hai, puoi mettere dentro Foloruscio, ma è infortunato, e in questo momento a centrocampo sei molto molto corto. Poi togliere Di Lorenzo per mettere Mazzocchi non me lo potrai chiedere mai e poi mai, perché Di Lorenzo può andare in affanno come può andare in affanno Mazzocchi, e Di Lorenzo almeno ti garantisce un po' più di esperienza e un pochino più di qualità, questo lo dobbiamo poter dire. Lo capisco il voler vedere Neres, ma lui Neres l'ha pittato come vice Kvara perché ha quelle caratteristiche funamboliche e non ti dà la copertura. Abbiamo visto Ngong, già è un passo in avanti rispetto a Mazzocchi. Il chiedere le sostituzioni un poco prima ci sta tutta, sono con te, però nel momento in cui tu stai mantenendo l'equilibrio, oramai lo capisco, io non mi sorprendo, non mi sbatto, perché se penso di aver capito Conte come la pensa e ce lo sta dimostrando con delle scelte reiterate, io non mi sorprendo nemmeno più, dico ok, siamo arrivati al 60esimo, mo tra Lobotka, perché Gilmour non era la partita proprio sua, e Lobotka lo vedi che poi riparte eccetera eccetera. Era letta anche la sostituzione di Simeone con Lukaku prima ancora di quella di Ngong. Quella di Ngong già per esempio mi è piaciuta perché poteva essere Mazzocchi e davi un altro segnale di paura, e invece mezzo e mezzo, non è Neres ma non è Mazzocchi. E quindi 484 like significa continuare con i vocali, per forza, non c'è alcun dubbio, ma possiamo salire con i like, dobbiamo arrivare a 800. Francesco. Pareggio che ci può anche andare bene, perché fondamentalmente devi arrivare in zona Champions, ti fa restare capolista almeno per questa sosta nazionali, il che non è male, specialmente conoscendo i media nazionali, per quello che avrebbero detto. Rigore scandaloso, manca la doppia ammonizione su Dumfries a fine secondo tempo, manca l'ammonizione a Bastoni nel primo tempo. Ciolito Simeone che non segna quella rete all'ultimo. Quelle sono reti che ti possono cambiare un campionato letteralmente, quindi peccato, si poteva fare qualcosina in più, però va bene. Sai Francesco, cambiare il campionato per me poteva essere la partita con l'Atalanta, che è un pochino quella che fu la partita anche dell'anno dello scudetto, dove tu vedi il Napoli che va in svantaggio, Osimhen nel pareggio si va a prendere subito il pallone e dice andiamo a vincere, quale pareggio, andiamo a vincere direttamente. Quindi la partita con l'Atalanta secondo me ha dato un pochino quella sensazione che non è ancora il momento, che c'è ancora tanto da lavorare. Secondo me la partita con l'Inter è una cartina di tornasole che ti dice che il Napoli sta lì, il Napoli dovrà dare fastidio, il fastidio che abbiamo dato nel primo tempo, perché secondo me gli abbiamo dato un po' di fastidio, non li abbiamo fatti
attaccare con tranquillità, perché l'Inter ti può anche distruggere. Nel secondo tempo sì, hanno preso proprio campo e non c'è niente da dire, però abbiamo dato fastidio nel primo tempo e secondo me dobbiamo convincerci che Conte non parlava per partito preso o per difendersi, ma perché è convinto di quello che ti sta dicendo. Lavori in corso, dobbiamo stare calmi, calmissimi e non perdere a Milano, deve essere una vittoria. Io capisco la voglia di Massimo di andare, di spaccare tutto, di dare un segnale, sarebbe stato un segnale potentissimo vincere a Milano con l'Inter e che mamma mia, però non siamo ancora pronti e rispetto, ve lo dissi proprio con tutta l'obiettività possibile. Il Milan attaccalo perché il Milan è fragile, lo puoi attaccare. Caso ha voluto che hai vinto col Milan, avevo paura con l'Atalanta e avevo molta paura con l'Inter, quindi non me la sono sentita di dire a Conte attaccala l'Inter perché l'Inter è fragile. Io ho detto pressala perché se la pressi forte l'Inter qualcosina te la concede e infatti nel primo tempo Conte lascia il like perché nel primo tempo l'avete visto il pressing più feroce del Napoli, poi dopo quando si prende campo devi accettare che l'avversario è più forte e ci sta tutta. I like, scusatemi se ve lo chiedo di nuovo, ma non li vedo, quindi devo sapere così. Purtroppo non è solo un tris di carne di partite, è un buffet. Ne abbiamo altre 3 toste, senza dubbio, perché poi arriva la Roma che dobbiamo vedere in che momento sarà, con quale allenatore, poi c'è la Lazio, c'è sta prima il Torino mi pare, poi c'è la Lazio, doppia Lazio perché c'è Lazio campionato e Lazio Coppa Italia e insomma vediamo un pochino, non è assolutamente finita. Potessi ne mettere i 2 di like, grazie Max, grazie sempre. Buonasera, buona prestazione, ottimo pareggio che ci fa rimanere primi ma nel secondo tempo si poteva fare di più, molto di più. Io te lo dico a costo di rovinarmi la relazione, se non vinciamo contro questa Roma succede il 48. PS alla fine ho messo anche io Svilar e sono uscito a vincere per il solito 7 di Tavares e alla fine sì, perché Svilar poi quell'altro che era Falcone tra Svilar e Falcone oramai l'Empoli comunque il gol l'ha fatto e quindi va bene così. Le parole di Garcia imbombano, se non puoi vincere almeno non perdere. Emanuele, speriamo di non doverlo risentire a Garcia, perché poi nel caso in cui vada alla Roma io non credo ai miracoli, non penso che Garcia sia l'uomo dei miracoli, però conosce l'ambiente e quindi potrebbe far bene e per onestà, nel senso per coerenza, nessuno si metta paura poi di Garcia, perché Garcia è scarso, è un allenatore scarso, quindi non possiamo metterci paura di Garcia. Se venisse poi Garcia ad allenare la Roma. Partita discreta, dice Alessio, voglio un attaccante. Sì, purtroppo sì. Nel momento in cui vediamo un Osimhen on fire, vediamo anche un Mertens che gli distribuisce assist e Osimhen segna in continuazione, ma che si è fatto male anche Icardi perché stavano giocando insieme, si è fatto male Icardi e Osimhen si prende la squadra sulle spalle, segna 2 gol, fa vedere pure la maglietta e quindi è normale che sia un tema, che sia un gran tema. Buon pareggio. Abbiamo su un solo punto di vantaggio, ma siamo ancora in autunno e le altre ancora non sentono le fatiche delle coppe. Tu dici che le fatiche delle coppe le sentiranno più in là. Per me essere primi oggi ha un grande significato. Giovanni, sì, purtroppo il fatto delle coppe resterà un tema finché si vive il calcio, perché nelle mie analisi, nelle analisi che abbiamo fatto con Peppe Di Palma, ogni volta che il Napoli è uscito dalle coppe e quindi ha guadagnato la famosa settimana tipo che ti doveva poi permettere di concentrarti in campionato, non sei mai migliorato. Poi se le altre squadre vengono meno perché hanno le coppe, alle volte succede, ma alle volte non succede. Io voglio che almeno non diventi una regola, dici, questa ha le coppe, quindi per forza perde.
perché non è così. L'Atalanta aveva la Coppa e ha vinto, il Milan aveva la Coppa e ha pareggiato, l'Inter ha pareggiato, quell'altra invece, la Juventus, ha vinto. Quindi non c'è una regola, e il fatto che la Coppa ti porta per forza a perdere punti in campionato non è una regola scritta, dipende dal quando, perché tu puoi avere la partita di Coppa e affrontare una squadra scarsa nel momento subito dopo e quindi non accusi niente. Dipende dalla rosa che hai costruito, perché tu puoi anche permetterti, vedi l'Inter, di fare una Coppa con l'Arsenal con tanto turnover e poi metti i titolarissimi col Napoli. L'Inter ha pareggiato col Napoli perché aveva la Coppa? No, ha pareggiato perché Cialanoglu ha pigliato pala invece del rigore, così. E vediamo anche gli episodi che secondo me così sa aggiornare, perché un pochino sa aggiornare, e anche questo. E anche questo per me peggio McTominay di Anguissaba. Solo io sentivo il telecronista dire Sommer, no, lo dicono Leonardo Sommer. Non lo so se poi nel Canton Ticino la S si dice s invece di Sommer, è un po' Zoomer, Boomer. Diego Pugliese un pochino falciante, tranciante, per me onestamente facciamo schifo. Diego, e qua la tua è un'opinione che si può rispettare, nel senso, se andiamo poi a vedere le prestazioni, non è che puoi essere soddisfattissimo. Ha fatto parate più Meret che Sommer. Io alle volte la posso anche banalizzare così, poi ovviamente noi l'analisi la facciamo e vediamo tutte le cose, però nella banalizzazione degli XG, se finisce 1-1 quindi equilibrio, no, finisce 1-1 ma non c'è stato grande equilibrio, specialmente nel secondo tempo ci hanno preso un po' a pallonate e noi eravamo in affanno, quindi capisco il non essere soddisfatti. Io sono contento del risultato, e se sono contento del risultato è proprio perché so di essere un pochino inferiore all'Inter in questo momento. E lo dovete capire, lo dovete accettare, non c'hanno a pigliare Coller, nessuno si deve pigliare Coller. Like a bomba mentre ascolto un altro vocale. Criticare Conte perché non se l'è giocata come non ce la facevo quando abbiamo fatto 0-0 con la Juve, perché lui conosce secondo me molto molto meglio di noi il materiale che ha, che sì. Secondo me è questo, in questo momento questo è quello che possiamo dare, chissà per quanto tempo sarà così, ma ci sta, ce lo ricordiamo l'anno scorso, non stiamo lì, 6 squadre nel giro di 2-3 punti, però noi adesso possiamo dire di aver giocato con l'Inter, con la Juve e queste 2 in casa, fuori casa, senza perdere, Milan, Atalanta. Beh, adesso cominciano ad essere tante le squadre con cui abbiamo giocato e siamo ancora lì con tutti gli altri. Per me va bene, per adesso è il massimo che potessi sperare. Secondo me noi abbiamo più margini di crescita di altri, basta provare a darseli. Sì. Sono antipatico perché pareggio, non è un problema mio. Bellissimo, grandezza. Sono antipatico perché vinco. Abbiamo vinto contro l'Inter 2 anni fa, sì, però in casa nostra. Ricordiamo, è la vittoria a Milano contro l'Inter che manca da parecchio tempo, anche nell'anno dello scudetto vinsero loro, ve lo ricordate, adesso comincia un altro campionato così, e non cominciò un altro campionato, il campionato finì come doveva finire, mentre poi li battemmo in casa, il gol straordinario di sinistro di Di Lorenzo che va ad abbracciare Spalletti e tutta una serie di altre cose bellissime che ce le ricordiamo. Sì, è chiaro, perché poi si fa sempre questa cosa, quando non si vince si parla sempre di in trasferta o in buona casa. serata, buonasera a tutti. Ross. Sì, il punto diciamo che ce l'ha regalato il palo. Ok, mi prendo il punto, ma la prestazione non c'è stata, non c'è gioco, mi sembra tutto improvvisato. Non mi è piaciuta la squadra, spero che si migliori non tanto nei singoli, ma penso proprio non ci sono trame di gioco, anche diciamo sul contropiede, che per una squadra che gioca così bassa dovrebbe essere codificato, alla fine è improvvisato. La porta la vediamo proprio per caso. È vero.
Poi tra l'altro, Rosso, tu nelle tue analisi, io ti leggo attentamente, sei sempre molto ottimista anche nei confronti poi delle avversarie, nella speranza, così, però la tua analisi mi sembra abbastanza lucida a fine partita, cioè il volere qualcosa in più da una squadra che, se poi è troppo rinunciataria, mi rendo conto che ti può andare bene una volta, ti può andare bene 2 volte. Vediamo quante volte ti va bene. Adesso chiudiamo il girone. Quando chiudi il girone d'andata puoi tirare le somme e dire ok, con questa che abbiamo giocato così, vediamo se possiamo fare di più alla prossima. Secondo me questo è il work in progress, cioè questi sono i lavori in corso di Conte. Riaffrontare tutta una serie di allenatori, alcuni che lui conosce molto bene, altri che conosce meno, capire quanto ti può dare questa squadra, nel frattempo coprire il più possibile tutti i buchi e tutte le lacune che abbiamo dimostrato l'anno scorso, e se ci scappa qualcosina che ce la prendiamo, e più o meno è quello che è successo oggi. Cioè ci è scappato il punto e ce lo prendiamo e ce lo portiamo avanti, e tieni a bada la vera concorrente per il titolo. Onestamente non me la sento di dire diversamente. Unica occasione nostra del secondo tempo, cross con piede dritto da fondo e attaccante che si stacca dal marcatore. A volte davvero il calcio è un gioco semplice. Comunque punto d'oro, assolutamente, cioè, punto dorissimo, doratissimo è il piede dritto. Io sono, lo sai, sono un fan. Se Politano improvvisamente punta e poi riesce a mettere il cross col destro, hai sorpreso me? Oddio, a me no, perché io te lo chiedo ogni giocata, ma hai sorpreso almeno il tuo avversario, che si aspetta sempre che tu vai al centro così. È l'unica cosa da fare quando poi crei delle cose, però devi riempire di più l'area. Oggi il Napoli non lo ha fatto benissimo. Io mi sono concentrato, e per questo la devo rivedere la partita, perché mi stavo concentrando su tutti gli accoppiamenti ed era difficilissimo capirlo, perché Inzaghi ha la libertà del lavoro fatto in questi anni e di una squadra che lo segue e sono molto molto duttili, perché si può abbassare Çalhanoğlu, si può abbassare Barella, si abbassa anche Mkhitaryan, e allora chi ti segue? Se Gilmour sta a uomo su Çalhanoğlu, poi si deve spostare Anguissa se si sta abbassando Mkhitaryan, ma Anguissa deve anche guardare Bastoni. Ecco perché tutti gli accoppiamenti erano il tema più interessante per me, perché ho visto Kvara proprio a uomo su Pavard, ma se Pavard va a sinistra mi hai scompaginato e deve alzarsi poi dall'altra parte Politano, e se si alza poi Politano hai lasciato Di Marco andare. E questo fondamentalmente era il lavoro che il Napoli faceva benissimo con Anguissa nell'anno dello scudetto, perché vedevamo Anguissa buttarsi anche lui a sinistra, fare densità e fare più superiorità numerica insieme a Zielinski, insieme a Kvara, insieme a Mario Rui, e come ti prendevano più, e quindi lì si creava quella superiorità che però puoi creare quando sei convinto del tuo possesso palla, sei convinto dei tuoi mezzi e non hai paura di rischiare qualche giocata, e fai girare molto velocemente il pallone. Se lo fai girare lentamente ti leggono, trovano le misure e non c'è niente da fare. Purtroppo è così. Vale più il piede e datemi i piedi, e voglio i piedi. Il piede destro di Politano. Poi io chiedo scusa, nel senso che se alle volte sono martellante su alcuni concetti, mi dispiace per quelli che sono della community più tenaci, che stanno da tanto tempo così, però mi rendo anche conto che ci sta magari 1 o 2 nuovi che non sanno come la penso, e allora per loro questa è la novità, e quindi io devo insistere sulle cose che mi piacciono molto per farle sapere un pochino a tutti quanti, a tutti gli iscritti. Anche se ha bisogno di Lopo, Gilmour poco lucido, troppo errori nei passaggi anche corti. Sì, non so se lo avesse parato, ma Meret è stato bravo a non muoversi in anticipo, infatti Çalha non si decideva a battere. Çalhanoğlu ha dichiarato, noi l'abbiamo lette queste dichiarazioni, ho detto aspettato un pochino, ho guardato il portiere, falso, non aveva guardato il portiere contro l'Arsenal, ha guardato il pallone fino alla fine, però ha sentito il portiere buttarsi e l'ha appoggiata in sicurezza. Oggi è tornata a tirarla forte nell'angolo, a incrociare un rigore che lui segna sempre, poi Çalhanoğlu cambia anche spesso il modo di tirare, e l'ha incrociata bene, il tiro era forte, però probabilmente se avesse
penso che Meret ci arriva un po' dopo, intuisce il lato, però ci arriva un pochino dopo. Se non fosse stato palo o palo interno sarebbe stato gol. Quindi bene che abbia forzato e abbia tirato forte ma sul palo. Rachmani, mi sembra si stia prendendo più responsabilità in impostazione, va più verticale. Lobo, come l'hai visto, non mi è sembrato bravo, mi hai messo la cimice, la cimice nella reaction qua. C'è una cimice, mi hai sentito proprio e lo sentirai o stanotte o penso domani, stanotte è troppo tardi. In reaction dire proprio che Lobo non è entrato benissimo. Dico proprio le stesse queste parole qua. Lobo non è entrato benissimo, non è stato lucidissimo in alcuni interventi e così. Anghissà 5,5, cose buone ma tanta sufficienza. Sì, purtroppo per la sufficienza credo che per me si piglia 5, perché tante volte ha fatto errori di superficialità, di leggerezza, e quello non lo ammetto. Ammetto l'errore di Simeone, ammetto la papera di Meret, perché là è un errore tecnico, non spingi bene, non ci arrivi, là è l'umanità. Ma quando fai l'errore di leggerezza lì è più grave, perché tu vuol dire che ce le hai le possibilità di fare una scelta diversa e non la fai e non stai sul pezzo così. Ci aggiungo, per dare un attenuante ad Anghissà, che le sta giocando tutte senza sosta e senza possibilità di essere sostituito. Si chieda alla società di comprare un giocatore, se non può giocare di più Folorusso, che poi è pure infortunato. Là diventano esseri umani, quindi mentre io sottolineo la superficialità, devo ricordarmi che sono esseri umani e che se le devono fare tutte, non mi interessa niente che ci sia la settimana tipo, quelle sono partite che stanno facendo e le fa tutte, e se le fa tutte a un certo momento la possibilità di sbagliare aumenta. Buonasera Davide, per me come la vedo io, con un portiere normale, un attaccante normale, stasera la vinciamo proprio. Non lo so, però sicuramente grida vendetta. Ecco, se quel tiro di Çalhanoğlu fosse stato parato, magari tu guadagni anche un pochino più di fiducia, la squadra si sente ringalluzzita dal fatto che abbiamo pure un portiere che ti para un tiro di Çalhanoğlu, così ti senti più, magari anche più forte e aumenti gli sforzi per vincerla. Meret resterà per sempre, ancora il rinnovo resterà il tema principale di chi lo ritiene una sedia, di chi lo ritiene fortissimo e di chi come me, e abbiate pazienza, se fa la partita con il Cagliari io gli do un gran voto e dico bravo Meret, e griderò sempre Meret perché è il mio portiere. Ma quando può fare qualcosa di più io non trovo giustificazioni e non cerco di salvarlo a prescindere, perché non è mio cugino, non ho nessuna parentela, non ho niente a che fare con Passarella, col suo procuratore, non mi interessa, è lui come gli altri. Quindi se può fare di più io dico che può fare di più, se fa la grande parata dico che fa la grande parata, e ogni tanto qualcuno, perché uno ha scritto su X, non ti permettere di difendere Meret, non sono proprio io, devi andare da qualcun altro su canali 21 per dire questa cosa qua. A me devi andare a vedere che nella live scorsa Guido ha analizzato le gambe, quindi è andato ancora più nel profondo, la spinta sulle gambe, e adesso lo sto leggendo in giro perché vi piace quando poi Guido dice le cose tecniche e prendete spunto. Benissimo, non ci pigliamo gol. La spinta sulle gambe che rimane piantato e non si dà un grande slancio. Io con grande banalità, Amanamosh, se ci sei arrivato e la mano, il polso resta piuttosto, ecco perché oggi dico il pugno, vai di pugno così la mano non si piega, la mano Mosh. E oggi l'abbiamo visto uguale, perché sì, il tiro è a uscire d'esterno e cambia un po' posizione, ma non finisce nel set dove non ci può arrivare nemmeno Oliver Kahn. E perché ho scelto Oliver Kahn, che era il portiere più basso del secolo? No, Oliver Kahn ci arrivava perché era esplosivo, la mano la deve intostare e quella parata la deve fare. Ti aggiungo l'attaccante, cioè più che il portiere, aggiungo, in questo momento mi piacerebbe avere un attaccante che non ti mortifichi la manovra,
perché io mi rendo conto nelle vostre analisi che voi dite ma il Napoli come sviluppa, ma il Napoli ce l'ha delle idee di gioco, mi rendo conto, ma se le volte che la palla arriva a Lukaku riuscisse a mantenerla un pochino, a smistarla bene, a girarsi e muoverla con grande velocità, o alle volte a puntare sulla profondità, vuol dire che il Napoli avrebbe qualche altra possibilità di sviluppare. Se la manovra viene mortificata da un Lukaku che si mantiene un gol e poi cade e Acerbi lo frega, diventa difficile per il Napoli. Quindi io più che Meret in questo momento mi piacerebbe vedere, perché Caprile e Simeone, io scelgo Simeone in questo momento, perché non lo so quanto Caprile mi dia più tranquillità di Meret, però Simeone mi può dare qualcosa in più oggi di Lukaku. Marotta League, lo so, anche questo resterà un tema per sé. Valerio, ma non si può dire che Meret poteva parare quel tiro, no? O quelle respinte, anche se erano i tiri dell'Inter il secondo tempo in fuorigioco, le ha respinte alla Caprile. Bravo. Non lo diciamo perché poi qualcuno si offende. Buonasera a te, buonasera alla community. Poi tra l'altro ti interrompo Fabio, perché guarda, tu hai mandato questo messaggio alle 5, cioè 43 minuti fa, no alle 5 mie, e stai proprio dicendo le cose che sto dicendo. Forte un abbraccio a tutti e almeno non passeremo 2 settimane di merda. Bravo. Questa è la cosa più importante. Ringrazio i ragazzi per questo, ma ho visto un Conte furioso. Vediamo cosa dice in conferenza, ma secondo me non è la partita che voleva fare. E Simeone stavolta ne ha fatto una a Milano, però torniamo da San Siro 2 volte con 4 punti. Forza Napoli. Sempre. Perché il VAR in questi casi non può intervenire, perché effettivamente un contratto c'è stato, Mariani l'ha valutato nella sua intensità con la visuale aperta, in realtà il contatto è veramente molto leggero. Questi sono episodi che non sono meritevoli di calcio di rigore, il contatto è tutto qui. Non c'è nient'altro se non un piede appoggiato alla parte esterna della gamba sinistra, del polpaccio sinistro di Dumfries. È un calcio di rigore che non andava fischiato. Probabilmente Mariani è stato preso in contropiede dalla velocità e ha valutato l'entità diversamente da quella che è stata in realtà. Ma se è un chiaro ed evidente errore, allora il VAR quando può intervenire? È questo quello che io chiedo. Cioè è chiarissimo, errore dell'abito, VAR lo chiama e non è rigore. Che stiamo vincendo un'altra partita, un altro rigore fasullo. Comunque una partita di questo genere. Ok, queste sono le parole di Conte, ragazzi, c'è un po' di tempo, però le voglio ascoltare. Come la vedi la prestazione di Kvara stasera? Ha fatto un lavorone difensivo personalmente, quando ha potuto attaccare è stato quasi sempre pericoloso, sì, ha dovuto fare troppi chilometri per essere poi di nuovo pericoloso. Secondo me ha fatto una grande partita di grande sacrificio. Voglio rispondere a Dottor Baron. McTominay fondamentale, Anghissà senza Lobotka crea problemi, Lukaku vabbè, coppe tengono tensione alta, 1-1 va bene, voglio dal link del Bologna, vale per abbonarsi, amico mio c'è il link sotto in descrizione, bit.ly abbonati, ci sta il tastino, fatti spiegare da Fabio, e poi tutti i nuovi abbonati mi scrivessero sempre in privato, così posso aggiungervi al gruppo Telegram dedicato agli abbonati. Grazie mille. Tra gli abbonati per esempio Phoenix, membro da 4 mesi, Sera Valerio troppi passaggi sbagliati, e ringrazio anche Bruno Incoronato. Per chi vede poco convinto Kvara, 70esimo chiude ed esulta. Assolutamente amico mio, 75esimo e 15 secondi, me la sono segnata perché quella è un momento fondamentale. Riesco a mettere la faccia di Conte? La tenga ancora la capa di Conte? No, perché volevo far vedere Conte. Screenshot, non ce l'ho Conte, non fa niente. Vabbè, facciamo conto che questo è Conte e ascoltiamo un attimo Conte, perché mi faccio piccolino quando deve parlare Conte, dai. E dico, no, il VAR non può intervenire alla decisione della ma che significa? Il VAR o c'è o non c'è per correggere gli errori, ma altrimenti ci nascondiamo dietro, e si nascondono dietro questa situazione qua. Poteva intervenire o non poteva intervenire? Il VAR, se c'è un errore, deve intervenire, punto, e basta. Senza né a discapito, a dispetto, l'arbitro decide. Ma che significa? Quando vogliono decidono, quando vogliono intervenire il VAR, fatemi capire. Ma che significa? Cioè, è una cosa che mi fa veramente incazzare, ma non solo a me, penso a tutti quanti gli allenatori. Il VAR, se c'è, deve intervenire se c'è un errore.
Non che si lascia l'arbitro, ma che significa? Ma vuol dire, signor Marelli, vuol dire che vuole, ma a livello di logica, se c'è il VAR deve essere utilizzato per correggere gli errori oppure dare delle situazioni che non sono state viste dall'arbitro. Che significa? Ma che significa che l'arbitro Mariani deve decidere lui se è un errore questo qua, clamoroso, che può incidere sulla partita? Ma che significa? Ma fatemi capire. Non te la mandavo perché stai a Napoli, ancora le ho capito. Di nuovo, affinché di nuovo ci siano retropensieri da parte di tutti. Si era partiti benissimo col VAR, benissimo, perché il VAR interveniva. Se c'era una situazione, adesso sta iniziando a me. No, ma qua può intervenire, qua non può intervenire. Ma che significa? Se c'è un errore, il VAR deve intervenire, punto e basta. Chiama l'arbitro, lo può andare a vedere, poi può confermare la decisione, ma va a vedere. Va a vedere che cosa succede. Sia che a favore nostro che contro. Luca Marelli? Eccomi, in realtà è sempre stato così. Il VAR non è una moviola in campo, forse questo è un concetto che è stato ripetuto tante volte e è difficile da far comprendere, probabilmente anche colpa nostra per non aver fatto comprendere a pieno. La realtà è che io sono d'accordo che questo sia un rigore che non va assegnato, ma la realtà è che c'è stato il contatto ed è sempre stato giudicato in questo modo. Se c'è stato un contatto, anche se leggero, il VAR non interviene. Ci sono centinaia di episodi di questo genere. Ma poi ma che significa? Se vogliamo, ma cosa significa? Guarda, io scusate, ma non sono d'accordo perché ripeto, il VAR che è un oggetto che dovrebbe essere utilizzato e io mi sento più sicuro. Inizio a non sentirmi più sicuro perché iniziano a dirmi no, ma questa è una valutazione che l'arbitro poteva prendere e il VAR non poteva intervenire quando conviene. Quando invece non conviene dicono ma allora il VAR interviene. Cioè, fatemi capire, il VAR deve intervenire se c'è un errore, corregge l'arbitro, punto e basta. Non che lascia la decisione all'arbitro, altrimenti si creano dei retropensieri. Fidatevi su questa cosa qua. Grazie. Giusto accogliere il suo. Allora, bene, grazie Fabio perché mi dà... Fatemi spostare di nuovo che c'è il Napoli. Mi dà soddisfazione sentirlo imporsi, no, perché è l'unico che ha il carisma di poter dire delle cose senza risultare. Oddio, risulterà sempre un po' chiagnazzare, piangere, perché comunque Conte ce l'ha la nomea di essere il lamentino che si lamenta, però fai bene a farlo quando sei uscito con il punto e non con la sconfitta. Questo è importante perché non ti stai lamentando perché hai dato 3 punti all'Inter e così, sei comunque uscito con il punto e non hai... Lì mi dispiacerebbe sentire il minimizzare, dice no, io non voglio parlare, io non parlo degli arbitri, quando gli allenatori dicono io non parlo mai degli arbitri, finché non ti portano a perdere dei punti e a quel punto ne parli, perché poi ne parlano tutti, anche quelli che dicono sapete, io non parlo mai, però e poi invece è bene parlarne oggi, sarebbe stato bene parlarne anche quando hai vinto, in modo tale che non c'è nessun terreno per poter dire ti stai lamentando. Quindi secondo me molto 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 importante, esatto, mi dà soddisfazione. Conferenza post partita è clamorosa, amici miei, sarà ovviamente un contenuto, datemi un po' di tempo, possiamo distribuire i contenuti, voi mi darete soddisfazione con i like, anche se non sono, perché io dovrei fare 3 video domani, no? Faccio la reaction, la conferenza e l'analisi tattica e sapete che poi 3 video sono una dispersione di views, perché c'è uno che ho un video al giorno, li posso vedere, fai video troppo lunghi, ma chi tocca, e quindi no, quindi li devo distribuire un pochino, magari domani c'è la reaction, il giorno dopo la cosa, e poi l'analisi si può fare anche con un po' più di tempo, perché non c'è fretta, perché adesso c'è la pausa e dobbiamo inventarci delle cose, e quindi con molta calma ci sarà da vedere tutte le cose. E mi fa bravo, in via integrale tutto, così recupero tutto. Allora, vedo che Olivera ha avuto una grande crescita quando siamo passati con la difesa a 4. Daniele, sì, mi ha convinto oggi Olivera. Ci sono delle cose che ancora ogni tanto sembra che si squaglia così, però io l'ho visto sul pezzo oggi e lo sapete che io non sono
cerco di essere obiettivo il più possibile anche con i calciatori che non mi fanno impazzire in generale per tecnica. Olivera è uno di quelli, e oggi mi è sembrato uno dei più sul pezzo in campo, attento, ha messo delle buone pezze, e quindi lo sottolineiamo. Eccolo Varone, ce l'hai fatta benissimo, come tutti gli iscritti, come tutti gli abbonati, lo sottolineo perché a volte c'è uno che dice: ma io sono iscritto, no, intendo abbonati. Se gli abbonati mi scrivono in privato @Valeriofluido o su Instagram o su Telegram, io poi vi aggiungo immediatamente al gruppo dedicato agli abbonati, dove parliamo 24 ore su 24, perché ognuno poi viene da una parte diversa del mondo, quindi siamo sempre online e c'è sempre la cosa. Ma per esempio qualcuno ha scritto Garcia, ma è confermato? Davide, dammi questa cosa, perché diventa un tema pazzesco, diventa un tema incredibile, Garcia. Andiamo veramente nelle chiavette più assolute. So che non è un dato oggettivo, ma io tremo quando la palla è tra i piedi di Meret, e se lo avvertissero anche i compagni, sì, ne abbiamo parlato spesso, il fatto di magari non sentirsi sicuri, se questo li condizionasse nel non salire in blocco e restare sfilacciati, può essere. E per quanto riguarda la palla tra i piedi di Meret, io ho sempre avuto un'opinione non comune a tutti gli altri, cioè alle volte Meret mi è sembrato troppo sicuro di se stesso, e questo lo ha portato a fare degli errori, cioè invece di rilanciarla in avanti alla bene meglio, nel senso la butto in avanti, tolgo il pericolo e mi riorganizzo, alle volte ha voluto provare il passaggio di grande precisione che supera un primo pressing e riparti così, e alle volte per fare questo passaggio più rischioso non hai i piedi di Pepe Reina e hai rischiato, hai perso palle, hai preso anche gol delle volte. Quindi può essere che la difesa dice: ma Meret che fa? La butta o cerca il passaggio gli riesce o non gli riesce, e lui la personalità di provarlo anche dopo gli errori l'ha sempre avuta, però arriva il momento in cui è meglio rilanciare, e rilanciare sopra, però codificato, perché il discorso deve essere codificato è la cosa più importante. Se è codificato, tu lanci sopra e aggredisci, la famosa riaggressione, perché vuol dire che tu vai e riaggredisci la seconda palla. Se invece tu rilanci lungo e sei troppo basso perché non l'hai codificato, in una scelta del momento, hai riconsegnato il pallino agli avversari e purtroppo ti riattaccano. Pressione, perché è un motivo tattico per cui non facciamo pressione sugli avversari nella tre quarti avversaria. Caro Carlo, domani mi sono segnato, guarda quante, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 minutaggi, cioè screenshot che non rientrano necessariamente negli highlight, ma che mi aiutano a fare l'analisi proprio di questo. Delle volte il Napoli nel primo tempo specialmente andava in aggressione, di solito si fa a palla coperta, cioè quando l'avversario non sta guardando faccia alla tua porta, quella è palla scoperta, quindi in quel caso di solito si attende o si indietreggia, si rincula. Quando sono girati o sono di lato, lì tu li puoi aggredire perché li metti in difficoltà, e il Napoli l'ha fatto un paio di volte, Kvara su Pavard, Gilmour che andava su Çalhanoğlu, lo abbiamo fatto più volte. Altre volte, forse anche quando l'Inter cambiava il posizionamento dei possessori di palla, abbiamo aspettato un attimo. Non lo so se c'è una questione proprio di zona, lo recupero e te lo spiego tra 2 giorni, nel senso che se è una questione di dove sta la palla, allora se la palla ha superato la tre quarti devi aspettare un attimo, se la palla sta vicino all'area vado aggressivo, altrimenti mi rintano. Può essere che sia proprio scientifico, che sanno come devono fare. La Roma mette a Cassano. No, che intendi Cassano? Che significa? Rudy Garcia. Avevo letto un tweet, penso sicuramente ironico, che dice la Roma deve decidere tra Dani e Lampard. No, perché già il ritorno di Balotelli fa un pochino sorridere, poi ne parliamo con calma. Il problema di Olivera non è quasi mai stato l'atteggiamento difensivo, quando l'impostazione nel quale è veramente carente. Danilo, sono d'accordo, ma lì è una questione proprio che lui non pensa
certi passaggi, lui magari ce l'ha anche il piede per mettere un buon cross, ma certi passaggi li pensava Mario Rui, Olivera non li pensa, non ce li ha proprio come idea. L'atteggiamento difensivo va bene, nel senso che lui ce l'ha, fa anche il difensore centrale nella sua nazionale, ce l'ha, lo può far bene. Alle volte proprio errori individuali del momento, cioè il contrasto, il saltare di testa, alle volte si fa soffiare il pallone. Se sei molto sollecitato è anche normale vedere di più queste carenze. Se sei meno sollecitato, come lo era lui con Mario Rui nella coppia, quando tenevamo di più il pallone, è ovvio che vedevamo meno queste carenze. Le vediamo un pochino di più se sei sollecitato di più. Però io oggi sono soddisfatto della partita di Olivera. Cassano come allenatore, Burgos bellissimo, la Serie A diventa più interessante della Premier League. Come interpreti il fatto che in molte partite Conte utilizzi solo 3 dei 5 cambi a disposizione? Non si fida della panchina. Proprio semplice, amico mio. Nel senso che se tu specialmente stai facendo dei cambi conservativi, nel senso che il risultato ti sta anche bene, vuoi tenere in mano, non puoi mettere Raspadori, non puoi mettere Neres, e quindi hai dei cambi, alle volte ti puoi sfruttare Mazzocchi, ma Spinazzola non è un cambio conservativo, lo metti dentro quando vuoi più spinta, Zerbin, Juan Jesus, Rafa Marin, Foloruncio infortunato, ma lo puoi mettere per qualche minuto così. Il resto non sono all'altezza, secondo lui, dei titolari. La penso proprio in maniera abbastanza netta sotto questo punto di vista. Però c'è da dire una cosa. Marelli proprio all'inizio, non mi ricordo in occasione di quale giallo, credo il giallo che non è stato dato a Bastoni su Rachmani, Marelli ha detto: qua è da comprendere l'arbitro che ha voluto gestire le ammonizioni considerando che siamo ancora agli inizi della partita, cioè c'è ancora questa mentalità del non dare il giallo quando è necessario, quando è chiaro, subito, perché è a inizio partita. Che significa? Se un fallo è da giallo, anche che è a inizio partita, va dato. Salve amici bellini. Vincenzo lunghissimo. Buonanotte. Ti metto possiamo anche dirlo per chi vive in Italia. Cosa posso dire? Io sono contento di questo pareggio, perché ci è andata proprio di lusso. È andata di lusso proprio perché un pareggio a Milano contro un Inter, la candidata, che secondo me anche, penso anche tu Valerio, secondo molti è la candidata numero 1 per lo scudetto. Capisci a me? Capisci? È un ottimo risultato. Però io penso che però si dovrebbe ritornare, si dovrebbe fare qualcosa nel mercato di gennaio. Il mercato Singo e Dorgu. E chiedere troppo? Guarda. Ho sentito pure uno scambio Raspadori per Rashford. No. Ci può stare? No, credo. Che non posso parere. Credo di no. Su Raspadori, cioè su Rashford, non penso proprio che il Napoli si possa avvicinare. Ecco, citare Singo e Dorgu, che Singo è proprio il mio pupillo, lo sapete, così Dorgu che sta facendo degli sfraceli, cioè nel senso è il giovanissimo, il nuovo pupillo della fascia sinistra. Tavares sta facendo, ecco, diventa un tema la fascia sinistra. Sono quei due che possono andare e possono dare a Conte un'alternativa, un piano B, un piano C molto interessante per quanto riguarda lo sviluppo, perché in questo momento Conte ha proprio scelto di non andare a puntare forte sulle fasce, proprio secondo me per una questione di qualità dei giocatori che tiene. Se arrivassero due come quelli là, ecco che puoi pensare magari di avere altre possibilità per quanto riguarda lo sviluppo del gioco, o no? Buonasera amiche Bellini, buonasera amici Bellini, buonasera Valerio. Se tu consenti, Valerio, vorrei partire da una premessa rapida e indolore ma fondamentale. Vai. C'è una sola volta. Cioè, tutto quello che dirò, anche se è sbagliato, nella totale assoluta serenità. Non ho proprio il tempo, perché ho preparato un sacco di cose, nella voglia di stare a ascoltare persone, disfattismo, cose, eccetera. No.
quindi se dovesse succedere mandali all'inizio del video, ho detto, è il loro malumore che provano a trasferire o sensazioni, negativismo sugli altri. No, è un'analisi quanto più si spera fredda possibile, che sempre in base alla mia visione molto, diciamo, oltre che organica, lungimirante, no? Molto avanti sul calcio. Iniziamo. Per quanto mi riguarda, un pareggio pesantissimo nel Napoli, da tantissimi punti di vista, ma pesa proprio tanto. Non mi riferisco al fatto l'umore interrompe la sconfitta con l'Atalanta. Quest'anno sarà veramente fondamentale rimanere più vicini possibili alla classifica Guido. La vedremo così, che non è uno sfizio, non è una cretinata, ma è veramente importante. E la classifica Guido per il Napoli, che è diversa dalla classifica Guido per l'Inter, voleva 2 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte con le 7 sorelle -1. I 2 pareggi li abbiamo già fatti, una vittoria l'abbiamo fatta, ci mancano Roma, che purtroppo adesso non è una sorella, ma noi la consideriamo tale, e Lazio. Tutto quello che faremo di più è guadagnato ed è molto importante. Partiamo però da un aspetto che subito ti mando una cosa, ce le ho tutte in seguito, così facciamo presto. Dai, sono proprio. Ti è arrivata una prima domanda mentre io prendo i tuoi file. Come si arriva nei primi 4 senza un attaccante? Ovviamente no, questo è un tema. Ti rispondo, è un tema, c'è uno schemino. Non ti preoccupare. Però andiamo. Anche non in digitale, anche in analogico. Allora. No, perché, ok. Nelle ultime 18 stagioni, queste sono le partite con l'Inter e parliamo del Napoli probabilmente più continuo della sua storia, non necessariamente più forte, perché quello di Maradona sono stati 7 anni, eccetera, Vinicio, Giovanni, però sono 18 stagioni a partire prime di buon livello e nonostante noi a Milano, vedete la differenza, no, tra il rendimento in casa, molto buono, comunque abbiamo vinto 8 volte, e in trasferta, e insomma far punti a Milano, sponda Inter, col Napoli più continuo della storia, intanto non è scontato, Conte, non Conte, perché noi diamo a volte per scontato, in base a situazioni, non ci accide nessuno, eccetera, eccetera, che non funziona così col calcio. Vediamo il secondo schemino, che rende ancora più pesante a livello storico, poi lo contestualizziamo con la classifica attuale, quello che ci interessa, il campionato 2024-2025. Vai Valerio, procedi col secondo schemino che ti ho mandato, perché a volte le persone, presi dai fumi, non dell'alcol, dei luoghi comuni, con fissazione della Juventus, non ricordano che in realtà non è Torino lo stadio sponda Juve, lo stadio dove il Napoli ha fatto meno punti, ma Milano sponda Inter, dove noi abbiamo perso 52 volte rispetto alle 49, con 2 partite in meno rispetto con la Juve, e pareggiato con oggi 19, 23, eccetera. Abbiamo vinto entrambi le 2 sponde, Torino, Juve, Inter, Milano, 9 volte. Quindi stadio San Siro, sponda Inter, è uno stadio dove il Napoli raramente, lo dice la storia, porta storicamente meglio col Milan. Sì, queste sono il rendimento storico con le 7, chiamiamole sorelle, di tutti i tempi, diciamo. Che a parte Atalanta e Lazio ci vede sempre essere in negativo, cioè ancora non abbiamo raggiunto. Con la Fiorentina era un pareggio, ma quella sconfitta l'anno scorso ci fa tornare in negativo. Vediamo un altro schemino che ci fa capire. Io avevo detto che può essere pericoloso il campionato, pericoloso, insidioso, non abbiamo perso, non abbiamo vinto, eccetera. Avevo lanciato un'idea 3 partite fa, però adesso la dobbiamo analizzare nel dettaglio, perché è molto molto insidiosa la classifica, e quindi quelli che entreranno disfatti per via, non mi interessa, via. Vediamola Valerio. E tra l'altro è una classifica che oggi Conte mi è sembrato guidizzato dopo la partita, che non interessa a nessuno, e questo è un grande problema del calcio italiano.
Cosa ci dice questa classifica? Che la quota scudetto si è abbassata per ora. E io non vorrei avere avuto un'intuizione che era assolutamente un'intuizione basata sul nulla, perché ancora non ho giocato un minuto del campionato. Ho detto, ma può darsi che quest'anno non lo si vince a 91, 91, 90, forse quota umana 86 punti, 87, 85, però basata sul nulla. Però la quota scudetto si è abbassata. Voi dite bene, no? Male perché l'Inter non deve fare gli straordinari per recuperare la classifica, non è bene, è molto male per il Napoli. Si è abbassata anche la quota Champions, perché la seconda ha parecchi punti indietro, e questo potrebbe essere molto bene per il Napoli. Si è a cascata tutta la quota Champions, si fosse abbassata. Invece si è alzata tremendamente, non una, non due, tutte le squadre. Questo per una squadra che è indietro, che deve recuperare, perché il Napoli parte dai 53 punti della scorsa stagione, quindi deve farne parecchi in più. Significa che attualmente, chiaramente una proiezione che non andrà così, penso che si abbasserà, se volessimo fare quelle proiezioni a cavolo, ne moltiplichiamo i punti, stiamo parlando che il quarto posto è perfettamente la media Guido, quella più alta, più pessimista possibile, che devi fare 79-80 punti, perché 79, qualche cosa, ed è veramente la quota massima che si è raggiunta per il quarto posto 2 volte 78 punti. Io mi sto tenendo molto prudente, se Napoli fa 79-80 punti in Champions ci va al 99,99%, la famosa classifica Guido. In questo momento abbiamo una quota Champions molto compatta, ma molto alta sulla parte bassa, sugli ultimi posti. Non bene per il Napoli, che ha più terreno da dove recuperare, quindi è molto importante per il Napoli mantenere sempre la soglia della soglia Guido, e chi era davanti al Napoli può perdere un po' di punti, perché partono da 70, 79, 69, 71 punti, eccetera. Grazie, prego Valerio, leggi, perché vanno gratificati. No, mentre guardavo la partita pensavo letteralmente a una classifica del genere per capire che differenza ci fosse con l'anno scorso e anni passati. E no, questa è una classifica interessante, Dani, perché ti fa io capire l'andamento di tutta la Serie A, senza pensare solamente il Napoli se tu vedi, Valerio, quello che io ti ho fatto notare da quando noi ci conosciamo, è che veramente lo dice solo Guido, ma nessuno, giornalisti, addetti ai lavori, Gravina. Cioè, noi stiamo andando a un campionato, 7 squadre, il resto non ci interessa niente, perché dal Milan, Bologna e Clemente devono recuperare una partita e c'è l'asterisco. Partiamo dall'8° posto, dalla Roma, diciamo, dell'anno scorso, ma dall'8° al penultimo, tutti segni meno. Ragazzi, 2 punti in meno per un Parma, equivalente per un Como, per quella 15ª posizione, sono tantissimi, perché quelle squadre per fare 2 punti non è come il Napoli che è una partita per 3 punti, ma non è una squadra, tutte dalla 9ª posizione alla 19ª sono tutti segni negativi o al massimo di pareggio. Questo è un altro discorso, che Gravina e soci lo vogliamo rendere più competitivo questo campionato? Evidentemente no. È migliorata solo l'ultimissima, cioè non abbiamo un fanalino di coda che già è spacciato. Quindi puoi togliere e rimettere la tua faccia, che è molto più carina, più simpatica, eccetera. È un argomento molto importante, che si è alzata nelle prime 12 partite la soglia minima degli ultimi secondo, terzo e quarto, potenziale quinto posto. E sì, il Napoli, se fosse più bassa, dice, vabbè, detto, noi partiamo da 53 punti, ne servono 67, non è chiamato uno sforzo incredibile, eccetera. Adesso, insomma, la classifica Guido è la classifica attualmente da tenere presente. Quindi con gli altri 13, 10 vittorie, 2 pareggi e una partita storta sconfitta, con le 7 sorelle, -1, 2, 2 e 2, perché attualmente Napoli ha 5 punti più del campionato, ma ce l'hanno anche l'Atalanta e la Fiorentina 5 punti e partono da più 5 punti rispetto a quello che hanno fatto. L'Inter -6, male, però è fortunata perché la soglia scudetto attualmente è più bassa, è -6, ha fatto 94 punti, la Juve -5, la Lazio +8, e il Milan -5. Beh, questa ovviamente dico, è riferita alla seconda con la seconda di quest'anno, non incrociando, se no fate un errore. Ti faccio vedere un altro schemino che adesso ti mando, sempre perché le persone a volte danno per scontato quello che scontato non è.
Nel frattempo io rispondo a Danilo che ti faccio un paragone, è come avere un pezzo pregiato di un filetto di una carne wagyu, come se quella là che c'ha il marble con tutte le cose, e te lo vai a mangiare in una fogna tutto sporco così. Non si può fare, caro Danilo. È qua che possiamo stare nell'oasi dove portare cose di qualità. Gente che allucca, che si insulta, che sputa, che spacca le cose, a Guido non lo porto. Onestamente non glielo chiederei mai. Andiamo avanti, perché ti ho detto che ho parlato un po' di cose sfiziose, spero sfiziose per voi. Come no, classifiche non fa nessuno. Quindi. La corsa Champions, vediamo sempre delle 7 sorelle, a questo punto mettiamo pure la Fiorentina per generosità. Negli ultimi 8 campionati l'Atalanta è andata in Champions 5 volte, degli ultimi 6 4, e i punti che ha accumulato in questi 8 campionati li vedete, inutili che ve li leggo. La Fiorentina degli ultimi campionati 0 qualificazioni. Significa che non ci andrà quest'anno? No, significa che sarebbe una grande impresa, come è successo anche al Bologna. L'Inter degli ultimi 8 7 qualificazioni, ma degli ultimi 7 stagioni 7 su 7. La Juve, lungi da me, perché poi vengo accusato di essere juventino eccetera, ma io se devo fare analisi da Valerio devono essere analisi oneste. Io non riesco a raccontarvi balle eccetera. Dice, ha messo nel bilancio eccetera, non è manco prudenziale. Su 13 campionati sono andato più dietro. La Juve si è qualificata 13 volte su 13, in seguito alla squalifica ne viene in meno una, però come punti erano 13 su 13. Diciamo che non è prudenziale, è veramente scontato per loro mettere a bilancio che si qualificheranno per la Champions League. La Lazio 2, però va indietro nel tempo. Il Milan 4 negli ultimi 8, ma 4 negli ultimi 4 edizioni della Serie A. Il Napoli 5 qualificazioni negli ultimi 8, ma 2 negli ultimi 5 campionati. La Roma 2 qualificazioni. La Roma non andrà in Champions quest'anno. Abbiamo già un primo verdetto, Valerio, puoi togliere sì. Al 99,99%. Se c'è qualche romanista, perché questo iettatore, raga, mancano 7 giornate, 3 per 7 21 più 13, devi fare 41 punti con una quota Champions che scende da 79 a 75. È calcisticamente molto difficile. Adesso si sta parlando, non è ancora chiaro, perché qualcuno dice Rudy Garcia, qualcuno parlava di Roberto Mancini, altri nomi che se il calcio ha una logica, il nome non serve a cambiare la cosa. Sarà una Roma discontinua come lo era il Napoli l'anno scorso. Non ci sono i punti sul tavolo, Valerio. Non ci sono. Ecco. Che cosa avevo voluto dire con questo schemino? Non vi sto dicendo che andremo in Champions, non ne andremo, vi sto dicendo che non possiamo dare per scontato quello che per scontato non è, e non è corretto non valutare che esistano altre squadre e né valutarle con ormai luoghi comuni. Miracolo Atalanta, non è miracolo. 5 qualificazioni negli ultimi 8 campionati, 4 su 6. Non è un miracolo. È una squadra che adesso prova seriamente ad andarci, non sempre ci riesce, ma ci sta riuscendo con continuità. Nessun miracolo, sono parole vuote. Okay. Un mandato, perché mo ci avviciniamo alla domanda Lukaku. Esatto. Allora, quindi un altro, vediamo così. È chiaro, questo per rispondere a Eco è qualificazione in tema campionato, cioè classifica finale, non con la qualificazione per eventuali vittorie delle coppe, che potrebbero essere un'altra soluzione. Ma come l'anno scorso, no? Vi ricordate? No, basta anche il 7° posto per il Napoli, va bene anche l'8º, si scende sempre di più e varrebbe anche per la Roma quest'anno. Allora, confronto rendimento. Allarghiamo. Il confronto rendimento è nudo e crudo su numeri proprio basici, poi ci divertiamo con Valerio nelle sue analisi, poi con gli amici della setta dei poeti oscuri, come siamo, per andare a raffinare ancora di più. C'è una flessione in tutti i numeri del Napoli,
parecchio. Però la percentuale realizzativa è quella importante. Ho detto non scendiamo mai sotto il 40%, vi disse Guido, e vedete quanto è importante, nonostante i numeri scesi parecchio, tiri nello specchio, gol fatti, subiamo più tiri, cioè, arriviamo anche meno ai corner, per dire tutto. Però quanto è importante non stare in quella mediocrità 32%, ma stare sul... quindi è evidente che Conte ha cercato di sistemare come organizzazione di gioco, come compattezza, anche come spirito di sacrificio dei ragazzi in una fase difensiva, perché poi ti toglie molte certezze. È bene la partita di oggi, che dopo uno 0-3 incassato con l'Atalanta, anche se sul terzo gol dovremmo discuterne, cari arbitraggi, non è detto che sia ininfluente, perché tu sei costretto adesso o a fare un punto in più dell'Atalanta, alto parametro da valutare per la Consal Champions, o a parità di punti devi andare a vincere 4-0 a Bergamo o 3-0 e poi devi valutare quanti gol in complessivo. In questo momento il Napoli ha una differenza resi di 10, l'Atalanta ne ha di 15, la Fiorentina di 16, scusa, la Fiorentina di 15, la Juve di 14, l'Inter di 12, quindi è indietro rispetto agli altre squadre. Quindi c'è una flessione che è data probabilmente da tanti fattori. No, non è che la possiamo dare la croce addosso a un solo giocatore, per quanto nell'anno scorso e l'anno precedente soprattutto avevamo il capocannoniere, però è evidente che la parte qualitativa, diciamo, in attacco latita. Però mi sono posto un altro interrogativo, Valerio, che forse può essere più interessante. Vado a trovarmi. Tu puoi fargli vedere questi numeri, anche perché sennò le trasmissioni... Abbiamo fatto il botto questa settimana, ci hanno saccheggiato tutto quello che potevano saccheggiarci. Allora facciamo questi, poi quelli là più spiccioli, facciamo più falli, almeno 1,10 in più a partita, ci ammoniscono di meno. L'anno scorso pure ci facevano ammonizione ad ogni minimo fallo. Ma sta migliorando, perché erano partiti male con Conte, invece veramente si è ripulita. Subiamo gli stessi falli, ma li ammoniscono di meno. Molto, e questo è... Oggi Conte era nero, perché l'arbitraggio maluccio. Mi sono divertito a vedere, chiaramente c'è un'anticipazione, ti aspetti che un rendimento con le altre rispetto al rendimento con le 7 sorelle meno 1 sia diverso, ti aspetti che anche se sei il Napoli scenda un po' con le altre, con le sorelle. Adesso vediamo, visto che comunque sono 4 partite e le sorelle sono 7 meno 1 6, qual è il rendimento del Napoli con le altre squadre? Vabbè, questo è un confronto disumano, questo non è possibile. Cioè, seguire una squadra che è il Napoli, fa il confronto con l'anno scorso, ma fare il confronto l'ho fatto anche con Garcia, con tu, ne ho preparati troppi, però non vorrei annoiarvi di numeri. No, è disumano, vai. Allora, intanto Conte con se stesso, no? Vale, purtroppo la qualità scende troppo. È vero che tu affronti squadre più forti di un Empoli, cioè, perché sono andato a vedere quanto scendeva con Garcia, eccetera, e non scendeva così tanto. Scende tanto. Cioè, da 15 tiri a partita a 8 è troppo. Da 4,75 a 2,5 è troppo. Da 2 gol a partita a manco 1 a partita è troppo. E la percentuale realizzativa, se fosse più alta saremmo straprimi in classifica. È evidente a questo punto, non lo dicono solo le partite che noi guardiamo con estrema attenzione, perché dire che Meret ha preso un gol all'incrocio dei pali e io non vengo pagato e tu sì, caro collega, lo vediamo, non farò il nome, però che cavolo, e io potrei dirmi tutte le disattenzioni di questo mondo e cerco di essere abbastanza preciso e sottraggo tempo a me e alla famiglia per queste cose, per il vostro amore, quindi questa è una cosa e Conte lo sa. Vedete, addirittura noi abbiamo un saldo negativo tra i tiri dello specchio fatti e subiti, vedete quanto non arriviamo nemmeno a fare tanti corner. Dice, vabbè, quello non è detto. Intanto oggi dal corner abbiamo fatto gol. Infatti. Vai, scendi tutto, quindi non è certo la velocità. Quanto il Napoli è costretto a correre di più, perché chiaramente la qualità degli avversari a volte ti fa stancare, cioè parecchi chilometri in più di media, e ha una velocità media nettamente più sostenuta,
scendono, pensa un po' Valerio, i falli commessi a partita con le squadre. Ti aspetteresti il contrario, e invece il Napoli addirittura è più pulito con le 4 big, che ricordiamo tra l'altro la Juve l'ha infrontata fuori casa, il Milan e l'Inter fuori casa, potrebbe essere un piccolo svantaggio, quasi pari i falli subiti, e abbiamo molto da recriminare in questi arbitraggi, eccetera, le ammonizioni, quindi una fase difensiva che vediamo che può essere, secondo me, ancora molti margini di miglioramento, ma è evidente la strategia che sta attuando Conte in questo momento, che ha provato a dare certezze alla squadra attraverso non solo le vittorie e i punti, ma un'organizzazione che l'anno scorso, nonostante i numeri, possiamo vedere il fatto di Garcia, non erano affatto di stazione, erano tutti migliori rispetto a Conte, a parte la percentuale realizzativa, prendevamo delle sbandate. Guido, fammi capire questo è un dato bellissimo, cioè vuol dire che Conte comunica un po' più di attesa, cioè di non essere troppo aggressivi contro le sorelle, e quindi il Napoli finisce per fare pure meno falli, cioè più in attesa, per non scoprirsi, per non prendersi possibili falli che insomma cioè, guardate che dovrebbe essere un dato. Questo non è un dato casuale. Vlahovic, c'è inutile fare l'elenco alla Salvini, esatto. Giocatori che ti driblano, che ti puntano, che sono più veloci, eccetera. Il dato non è trascurabile, cioè questo allenatore sta facendo un lavoro serio, e tra l'altro ha detto una cosa, un po' l'ho ascoltato, che io avrei detto no, oggi male, siamo usciti male, dobbiamo uscire più puliti. Ecco, nell'uscita tu hai avvertito un po' una precipitazione, e quindi sbagli il passaggio. Anche il passaggio di Lukaku a Kvara gliel'hai dato un po' indietro, ma hai perso un tempo di gioco. Non è vero, cari colleghi, il passaggio dato bene su Kvara. L'ho notato anche lo bot che ha fatto un paio di passaggi un pochino non in avanti. Capisci perché è tornato adesso? Si era infortunato. Non ce l'avevo. Non lo puoi criminalizzare, perché abbiamo visto che proprio non c'è ancora il passo lì. Se ti puoi divertire, però Garcia a questo momento della stagione, che è stata l'ultima partita, il confronto è un po' ingeneroso per Conte, aveva affrontato solo 2 sorelle, la Lazio e il Milan. Insomma, questo è il confronto Garcia-sorelle. Garcia contro Garcia delle sorelle, per essere più precisi. Ecco qua. Vedi, Napoli tirava di più, tantissimo, 18-3, 19-5, però sono solo 2 partite, come vi ho segnato. Nello specchio comunque 4 scende, vedi, scende la percentuale, addirittura una percentuale realizzativa quasi alta, detto, però la differenza reti era negativa, però non erano numeri disastrosi. Il problema è che aveva una percentuale realizzativa al passivo insostenibile per una squadra, 50%, anche per una squadra che deve fare metà classifica. Ti mando un'altra cosa, perché secondo me può essere argomento di discussione, proprio ho provato a pensare di tutto. Sono le sostituzioni con Conte. Non stiamo bocciando nessuno, però sono numeri, perché ci sono 2 numeri che ci devono interessare. Noi valutiamo le partite, le guardiamo da studiosi, valutiamo i numeri, che poi rivalutiamo le partite anche dopo, perché prima guardi le partite e poi studi i numeri, che ti fanno capire a volte che non devi essere ideologico, eccetera. Conte non una, 6 volte su 12 non ha fatto 5 sostituzioni, e ben 2 volte su 12 ne ha fatte 3. All'inizio campionato, le prime 2 giornate, secondo me non fanno testo, perché è doveroso ricordare che la panchina del Napoli era ridotta, che servivo io e Valerio, non c'era manco in primavera, quindi ok, lo sappiamo, no? Il mercato tardivo, eccetera, eccetera, però dall'8ª alla 12ª e in più fa dei cambi diciamo abbastanza non in età avanzata, volevo fare una metafora, diciamo un minutaggio abbastanza avanzato. Questo è un tema di discussione. Perché avviene questo?
potrebbe essere una domanda non provocatoria che uno potrebbe fare al mister, perché tu vedi che la soluzione tattica dello scacchiere ti dà delle certezze ed è giusto variare quella pedina, eccetera, perché dei giocatori per le loro caratteristiche non ti garantiscono quello che tu vuoi, come non so, copertura, cioè, però non può essere più casuale alla 12ª. Sì, io l'ho spiegata in maniera molto banale, che insomma lui si gira, guarda in panchina e non vede, è abbastanza banale, ma credo che sia anche la verità. Anche senso... perché lui ce l'ha detto, non dite che non è un vantaggio, perché chi fa la Champions... D'altra parte, Guido, si è visto proprio oggi, cioè non dobbiamo tornare indietro con la memoria. L'Inter affrontava l'Arsenal, ha fatto riposare Barella, ha fatto riposare Di Marco, ha fatto riposare Bastoni, cioè un bel turnover bello ampio che poi ha potuto utilizzare con il Napoli. Quindi quello significa aver preparato una rosa che sapeva di dover fare molte partite, a differenza della situazione, ma che poi è anche normale, diciamo, perché era impossibile, secondo me, anzi Napoli ha fatto un mezzo miracolo a piazzare gli ultimi colpi nel finale, perché si stava mettendo male con il mercato, e quindi speriamo che per una volta, che sarebbe un unicum, e poi ci torneremo con altre cose di qui, perché il Napoli di solito da gennaio Traoré là, facciamo poco. Altri due schemetti, quale... Sì, anche l'anno scorso, però non con questa, insomma, puoi far vedere prima le sostituzioni. Non ne facevamo sempre 5. Puoi anche non farlo vedere così in piccolo, così non regaliamo, basta, togli tutti i numeri all'occorrenza. Li muovo così non posso. Invece ci tengo sempre a ricordare la seconda cosa, perché prendiamo come storico tutto il campionato a 20 squadre con la regola dei 3 punti. Io capisco che nel calcio poi bisogna andare avanti a luoghi comuni, eccetera, tutte le frasi fatte. Però se noi prendiamo tutto lo storico del campionato a 20 squadre con la regola dei 3 punti, quindi non una stagione, noi sappiamo, tra l'altro le prime stagioni, quelle indietro nel tempo, non solo indietro nel tempo, ma c'era anche la UNB ed diventa un po' falsato. Però sappiamo quanti punti in media servono per vincere un campionato, ne servono tanti. Quando io ho detto quest'anno possiamo così, ma per divertimento, ipotizzare per ora, no? Un 86-87 punti. Quindi ragazzi, la classifica Guido è 40-40, 40-39, molto lontani dallo scudetto. Devi vincere dalle 26, 27, 28 partite, poi ci sono stati degli anni, cioè, e mediamente puoi perdere 3,4 partite. Possiamo divertirci a dire, vabbè, escludiamo 0, che è il valore più basso, ed escludiamo 7, che è il valore più alto, e sono accaduti una sola volta, tra l'altro, nella storia del campionato a 20 squadre, quindi nemmeno molto frequenti. Esatto, il maestro Sarri. Tra l'altro non c'è mai il 6, perché se vedete i valori più alti sono 3 sconfitte, 4 sconfitte e 5 sconfitte, cioè, ma anche 2 volte, o com'era, sono solo 2 volte una squadra ha vinto il campionato con solo 2 sconfitte, l'Inter e la Juve, insomma, dei 102 punti. Cioè, ma proviamo a divertirci, quest'anno prendiamo il valore più alto, non solo 5, che per la prima volta 6 sconfitte. È chiaro che la sconfitta di oggi, se proprio volete sognare per lo scudetto, e non lo vinceremo, è il Napoli si era giocato tutte le sconfitte del girone di andata. Infatti è un bel fardello statisticamente per l'Atalanta essersi bruciata molte sconfitte all'inizio, e la Juve, essendo imbattuta, ha molti bonus anche se sta pareggiando. Quindi una delle frasi più stupide che si dice del calcio, ma vale anche per la nostra corsa Champions: il campionato è lungo, il campionato è lungo. Il campionato è lungo nel senso che dura tanti mesi, ma quando tu aspiri a fare un campionato di vertice, Champions, o lottare per lo scudetto, hai pochissime partite che puoi sbagliare, e se ne sbagli tanti all'inizio il tuo campionato è molto corto. Devi fare veramente quelle cose mostruose che le ha fatte solo la Juve di Allegri, 17 vittorie su 18 partite, cioè. Quindi vogliamo ipotizzare un campionato 86 punti con 26 vittorie e 6 sconfitte, eccetera, eccetera, ma
per ora è solo divertimento, aspettiamo un girone di andata, ma questo è l'ordine delle idee, ragazzi, non che tu dici perdi tante partite, esatto, diciamo 86 come fu l'annata del Milan dove l'Inter si suicidò. Sì, ne perse 4 comunque, se tu vedi, infatti 5, 5, 3, 4, 7, 3, 4, 4, 2, chiusa questo divertimento, proprio perché io non voglio passare, e poi lascio spazio a te, alle domande, o me ne vado, a quelle cose che viviamo spesso, abbiamo visto l'anno scorso, ma che tu dici, ma in fondo siamo a 4 punti dalla testa, ma in fondo siamo a 5 punti, ma in fondo siamo a 5 punti dalla Champions League, e dopo 2 settimane la gente, addetti ai lavori, colleghi e tifosi volevano che già il campionato fosse finito, e lì invece il campionato è stato lungo, un lungo supplizio, quindi concentrati, è un percorso tosto perché hai tantissime squadre in uno spazio ristretto, tosto perché noi non, come ha detto Conte, io non voglio nessun regalo, però io non voglio, oggi lui è stato duro, è stato molto Guido, non voglio dietrologie, chi gli ha chiesto, ma voi la chiamata, questa chiamata è un alibi di nuovo, il VAR deve certificare sempre, tranquillo, quello che dico io da sempre, in modo tale che tu, chi vuole proprio i sospetti, perché in malafede, proprio quegli idioti che vedono la terra piatta, eccetera, però così non va. Noi le prime 12 giornate abbiamo i punti che ci siamo costruiti sul campo, abbiamo molte cose da recriminare, non lo so com'è il rigore di oggi, insomma non ce ne hanno dati di peggio quest'anno. Vediamo, argomento di discussione sempre con toni sereni, pacifici, non là, però incomincia a essere un argomento di scusa, vediamo le prime due, insomma il secondo tiro da fuori, e oggi era veramente da fuori, perché come vedrai dalla prima e poi seconda immagine, siamo addirittura alla seconda striscia dopo di virtuale, no? Di erba, dopo la prima, dopo l'area di rigore, e quindi è facile calcolare, ormai faccio divertire a voi, da quanti metri di distanza ha tirato, diciamo, perché ho sentito dire in fondo il tiro era ravvicinato. Allora dobbiamo capire che cosa si intende per ravvicinato, perché se l'area è 16 metri e mezzo e ogni linea virtuale di erba tagliata in un verso nell'altro è 5,5, 16 e 5,5, un altri 2 metri e mezzo e da dove ha tirato, insomma, però anche in questo evidentemente siamo nel multiverso. Ha tirato da lontanuccio, ci può stare, lo sappiamo che lui, il difensore, è anche insomma bello staccato, tra l'altro è Gilmour che era in sì, infatti Gilmour, che era lui anche quando Çalhanoğlu si abbassava tra i due difensori, Gilmour lo doveva seguire. Poi però queste non sono state, Guido, questo sarà interessante vederlo poi con gli screenshot, perché non erano marcature a uomo fisse, asfissiate. Però vale, io non posso accettare, perché poi la gente crea malumore, quello insulta quello, tu devi analizzare la partita. Se è successo questo, è successo questo. Tra l'altro sono tutti bravi ragazzi i giocatori del Napoli, quindi non c'è nessuna malafede. Se un giocatore del Napoli sbaglia, non penso che voglia sbagliare, anzi si intossica la domenica, quindi cerchiamo di però dire che il tiro all'incrocio dei pali è inaccettabile. No, io non questa analisi calcistica che stiamo vedendo, perché poi crei quegli youtuber, vi dovete vergognare, io ho visto 2 minuti uno della Roma, io ci metto la foto, solo parolacce, indegni, andate. Ma io sei, io non voglio sapere manco che fai nella vita, ma c'è gente manager, sì, starà sbagliando, ma contestualizzatevi nella vostra vita, calmi, non sono io e non mi permetterei nulla di dire a Conte, voglio solo imparare, no? Però il tiro non è all'incrocio dei pali. Sto cercando di caricare per recuperare anche lo screenshot, ma ha smesso di funzionare il sito. Lasciamo nel mistero. No, per carità, ma adesso lo recupero in qualche modo. No, vi parlavi dei romanisti, e in questo momento sono almeno contento che possano fare un po' di visualizzazioni, perché stanno soffrendo. Quindi questo è il momento in cui fanno visualizzazioni, perché? Proprio perché urlano, perché si sfogano, eccetera, eccetera. Allora lo faccio tramite telefono, così risolviamo. Ha capito, però nessuno ti vieta di farli anche con un minimo di educazione. Era io l'anno scorso era quella, era la vita, cioè la vita di rimpianti, non mi sembra che io mi sia mai presentato, mai con te, ha detto indegni. Non lo direi a nessuno nella vita, perché
L'incrocio dei pali è abbastanza distante. Aspetta, metto la freccetta perché sennò non si capisce. Poi sfizio. L'incrocio dei pali è questo qua. Casa mia è quello, casa mia. No, anche perché si può dire che Meret ha intuito l'angolo, si è tuffato anche bene, lui non ha girato la caviglia e probabilmente non avevo mai la certezza, è stato costretto a angolare oltremodo il rigore che è andato sul palo, perché noi non siamo ideologici, noi analizziamo l'azione. Nel secondo tempo, nonostante questo gol è stato più concentrato, non c'è stata nessuna parata trascendentale, però non ha perso sicurezza. Assolutamente, ha fatto un solido lavoro, cioè quello che ci è piaciuto che la testa è stata veramente molto solida, perché l'errorino c'è. La parata, quella sulla puntazza di Acerbi alla Garella, è una parata facile, ragazzi. E quindi noi dobbiamo valutare l'evoluzione. Quindi, nonostante un tiro non è una papera, ma nemmeno sei chiamato a fare un miracolo. Quindi, il miracolo non l'hai fatto. È un portiere di una squadra che aspira ad andare in Champions, allo scudetto. Questo tipo di parate deve fare, perché non è la squadra che lotta per non andare in Serie B, è chiamato a tante parate, ne fa 8-9 perché entra in esaltazione. Però nel secondo tempo è stato molto più concentrato, anche lì nulla di trascendentale, ma ha fatto il suo, e può darsi che ci ha messo lo zampino sul rigore che ha costretto Ciala, mi sembra era il 20° rigore, no? Il 19 su 19. Sì. Era il suo numero di maglia che ha portato, ero già pronto a dire tutta una serie di cose, sicuramente. E io credo che così, ma è solo il mio sbagliatissimo, saccente modo di vedere il calcio, potrebbe essere analizzato il calcio intanto facendo parlare le azioni e non quelle cose che hai in testa. Sì, tra l'altro, che cosa avere esonerato no? La squadra gli ha allenato conto, praticamente ti sei schiantata a Roma, perché quant'è la sesta sconfitta, non hai più i puci, teoricamente le vinci tutte, vanno in Champions. Non funziona così il calcio, ragazzi. C'è una squadra che c'ha 13 punti su 12, ne mancano 21, diciamo che fa qualcosa di eccezionale, un cambio ritmo incredibile, 5 vittorie e 2 pareggi su 17, 13 su 30 punti, ne devi fare quota 179, diciamo 72, 49 del girone di ritorno. Casa mia non succede. Domanda per Guido: se dai dati si evince una solidità data dalle individualità, quanto può durare con una condizione fisica calante nel tempo? Questa è una bella domanda, perché io per esempio avrei sostituito prima Politano. Io Politano gli ho visto non ne aveva più. Bravo, gli ho visto fare i tipici errori, che non sono errori di un giocatore che è sbagliato, è sfocato e tecnico, che proprio non ne aveva più. Ha fatto un errore su un controllo, sul fallo laterale, e dice: ma lo vedi? E non lo puoi rimproverare perché il ragazzo ha dato... grande generosità, si prende un fallo in mezzo all'area che risolve, però non ce ne ha più. Non ne aveva più. E questo è un tema importante, perché la condizione da un lato dici può crescere, ma intanto tu la devi mantenere costante, e io insisto su questo punto, che non è un messaggio all'allenatore, è un desiderio, un auspicio, che vorrei che in alcune rotazioni qualche giocatore, che chiaramente che almeno 30 minuti mi garantiscono una solidità tecnica, tattica, entrasse, perché è impensabile che tutti i giocatori per 38 partite, per 97 minuti di media, quanto stiamo giocando, hanno un rendimento da 7 sempre. Quindi no, è un tema, e confido nello staff di Conte, che credo di essere di altissimo livello. Guido, tra Lazio e Fiorentina chi vedi più avanti? Barone mi sembra leggermente più solido, però Palladino diverte tanto ed è efficace. Possono mantenere questi livelli entrambi? Beh, io non da scudetto, sarebbe veramente qualcosa di epico, però a questo punto sono due mine vaganti importanti, perché poi a volte loro hanno le coppe. Il Napoli nelle prossime 3 partite, io non faccio gli schemini, le cose, qua la vinciamo eccetera, però secondo la mia classifica Guido deve fare almeno 7 punti, di più champagne, andiamo tutti in pizzeria, di meno sono un po' triste, non dico con questa si vince, io guardo i punti, deve fare 7. La Fiorentina è l'ultima di campionato, quindi bisogna vedere come ci si arriva. Io non adesso che hanno fatto 6 vittorie la Fiorentina, 6 l'Atalanta, nessuno in Serie A ha fatto 6 vittorie, nemmeno il Napoli, perché si è fermato purtroppo. Ve l'ho detto, forse
prima che facesse la seconda vittoria di seguito, perché me le sono guardate, e anche la Lazio. Le preoccupazioni della vita sono altre, però in questo momento sono molto insidiose. Buon per loro, cioè buon per noi, specie per esempio l'Atalanta, che a inizio campionato, anche la Fiorentina hanno stentato parecchio, e hanno perso dei punti che potrebbero poi a fine campionato, però possono andare avanti. Sono squadre che a questo punto, tra un settimo e un quinto posto, adesso prudenzialmente le dovete valutare, cioè detto, possono inserirsi in questa situazione. Domanda per Guido: Rachmani MVP, perché lui e non Buongiorno, che ha annullato sia Thuram che Lautaro? A me ricorda Walter Samuel per movenza, velocità, fisicità, e conduzione palla. Io credo, Guido, che MVP perché risulta assist e quindi hanno premiato la difesa. Vedete, Buongiorno ha fatto un miracolo su Haaland nel primo tempo. Ho miei gusti, insomma, personali, ho anche delle mie teorie nella vita, insomma, che come sempre non valgono come regola per nessuno, manco per me stesso, insomma, che non amo i premi in niente, in particolare per l'arte, dove non c'è proprio un criterio per dire come fai a dire questo film è più bello di quest'altro, quest'attore ha recitato, lo disse Nicolas Cage, se tutti recitassero la stessa parte, allora uno potrebbe dire io sono stato più bravo a recitare la parte del Padrino, ma è ovvio che se tu reciti il Padrino intanto è un filmone, è una super parte quella di Marlon Brando, cioè. E quindi anche nel calcio, perché poi uno potrebbe stabilire dei criteri, no? Dobbiamo valutare quanti passaggi, la percentuale dei passaggi, vediamo tutti i numeri, però uno potrebbe dire allora il peso specifico di quella singola azione, mi tiro fuori da queste cose qua, li guardo con divertimento. Quello che è importante, nel 1974 sta tornando, sono rapidissimo, Valerio, al cinema Il Padrino parte seconda restaurata, quell'anno è l'anno di Chinatown, il 75 è l'anno di Berlino, che non vinse, ha vinto Qualcuno volò sul nido del cuculo, e c'era Lo squalo, il film che ha cambiato la storia del cinema. E che facciamo? Buttiamo Barry Lyndon perché non ha vinto l'Oscar, allora buttiamo Rachmani. Teniamoci che è importante, che ha fatto una prestazione solida, anzi quest'anno, che l'anno scorso ha avuto degli appannamenti, sembra tornato a dei livelli che a noi piacciono, e vediamo ancora dei margini. Quindi ok, chi vuole dare i premi ai giocatori, a noi interessa la complessità, d'altronde noi, anche noi diciamo, Valerio, noi. Assolutamente. Però non contesto, nel senso, va bene, tra l'altro si deve dare perché è un ennesimo motivo, no? Si dà a fine partita, si va premio del giocatore del mese, ovviamente anche questo è diventato un grande circo, no? Devi trovare tanti modi per creare vendere il pallone che si segna, vabbè. Arriviamo a 800 like, ma arriveremo oltre ai 1000, quindi prendetevi il vostro comodo, your sweet time, e fateli arrivare. Domanda: dai dati si può contare quante palle ha toccato Lukaku rispetto alle ultime? Mi è sembrato in crescendo, anche controllando i passaggi. Lo scriviamo, diciamo, poi così lo diamo a Valerio per l'analisi. Nel frattempo antimo pure subito, velocissimo: 21 tocchi, 14 passaggi tentati, 10 riusciti, quindi potrebbe essere in crescendo rispetto all'Atalanta. Però l'ho visto sfiduciato, non c'aveva. Io mi sarei caricato con quei fischia addosso. Invece ti carica, cioè il giocatore che ti carica, l'ho visto che non crederci lui. Io questo ti volevo chiedere, perché poi di solito io non parlo mai a fine primo tempo, ma oggi mi sono rituffato nel gruppo Telegram e la prima cosa che ho detto: ma perché non tiri? Era lontano, no? Quelle volte in cui c'era un po' di spazio e stava portando palla al piede, poi cerca di passarla a Kvara, poi il pallone un pochino lungo. Secondo me era molto lontano, ma provaci anche. Confesso quello che ho detto, e adesso lo posso dire a mente freddissima, e non è una contraddizione. Pareggio pesantissimo per il Napoli, pesa tanto da tantissimi punti di vista, e alcuni ve li ho fatti vedere. Pesa molto poco per l'Inter, quindi pesa, che tra l'altro l'Inter ha avuto un sacco di scontri diretti in casa, no? Con il derby, diciamo, con la Juve, con Napoli, 4 in casa mi sembra, e non sta andando benissimo, no? Perché ha fatto qualche pareggio di troppo. Quindi ribadisco, ok, ma io sono arrabbiatissimo. Cioè tu il primo tempo con un Napoli che a margine, ma tu il primo tempo devi andare 2-0.
L'Inter è sembrata tremendamente più disorganizzata dell'Atalanta, ma proprio anni luce oggi. Fisicità mostruosa, prima palla, seconda palla, terza palla, anche quando aveva palla ti mettevano il piede e il contrasto, e se la riprendevano, ci hanno, tra virgolette, massacrate, non dico di falli, quindi ci hanno sovrastato. Abbiamo un po' sofferto, ma nulla di trascendentale, siamo passati a 4, a 5, però si giocava molto sulla sovrapposizione sul quinto, e spesso il quinto era da solo, poteva crossare da solo, però niente di trascendentale. Ma noi entravamo come burro perché non erano così organizzati, e noi abbiamo avuto l'occasione per fare il 2-0, invece poi ci siamo presi un gol evitabile. Ho detto, ma il primo fammi tirare un attimo le orecchie a Antonio, aspetta, perché ha detto incrocio dei pali. Questo è l'incrocio dei pali. Vedi, perché poi la gente ovviamente passa, è così, però io ci tengo, perché non è Antonio che magari non ha visto il replay oppure ha sentito ironico, e allora dovete mettere le faccine perché sennò impazzisco. Sì, voi avete si dirà, ma l'Inter rigore c'è, però tu se uno le vede e non vede solo a fine le statistiche, vale, c'è questa percezione anche nel finale, no? Il finale tu dici, però forse un altro cambio, e visto che ce l'avevi poi l'energia di arrivare sul fondo, cioè la palla di Simeone usciva di tanto, e Simeone c'ha il difensore addosso, che qualche gli dirà, ha sbagliato, non è che è libero. Senti, io poi non voglio fare il tipo che, però ed è una regola che a me non mi fa impazzire, ma quando il pallone è già partito, vedi il cross di Dodò con la Lazio e poi danno il rigore, e quello ti falcia ti arriva sulle gambe in ritardo. Guarda che Simeone prende una bella botta dopo che tira. Sì. Vedete come si valuta? Quando si valuta che quello è rigore o no? Il difensore non lo stacca. Lui è costretto a chiudere e anticipare tantissimo. Ragazzi, tira più basso, quello viene contrastato il tiro. Uno deve vedere tutta la complessità dell'azione. È ovvio che se gli lasci un metro libero e lui lo sbaglia, dice è sbagliato. Quando incrocio dei pali, domani ci sarà anche sulla Gazzetta. Ce lo portiamo avanti. Perciò poi le cose vanno, perciò poi Trump vince fino al giorno prima aveva straperso, eccetera. Raccontiamo le favole e facciamo carriera. E infatti io prendo questo messaggio di Paolo proprio per sottolineare che non qua, cioè Paolo non si rivolge a noi, ma dice molti tifosi notano solo i mezzi errori, questo messaggio è importante. Dico al signor amico Bellino, a me non è rivolto merete, scarso, cioè è rivolto che il linguaggio sia offensivo, è estremamente sbagliato, ed è anche sbagliato negare l'evidenza. Nella complessità la prestazione di Meret oggi è buona, non ci sono errori, e sul gol non è stato irreprensibile, ma non puoi dire con i piedi incertelli, ha fatto anche un paio di uscite alte, niente di eccezionale, no? E me sono preoccupato del linguaggio, perché poi alla fine la verità storica è incrocio il palo, vabbè, vogliamo crederci. Però intanto, credici o non credici, abbiamo preso gol, e quella mi preoccupa, che la gente ci crede, si crea l'alibi, e non è creando gli alibi, grandi lezioni di Giulio Levasco, e lo farà, penso, anche Conte, che poi tu vai avanti e vinci i trofei, e togliendoti gli alibi, e noi qua siamo per toglierci gli alibi. Questa era la ragione degli screenshot, non stiamo dando la croce addosso a Meret, stiamo dicendo mettiamo al centro, lo dissi dal primo momento con Valerio, l'italiano al centro della nostra discussione calcistica. Altro tema, era così essenziale per Calzona convocare Lobotka, che era appena rientrato da un infortunio abbastanza serio. Guarda la saggezza degli ingegneri. Il mio papà, che ha visto veramente il calcio, io non lo farei giocare. Ti confesso, ma ti ricordi che io ero con tuo papà, nel senso, inutile insistere o rischiare, c'hai Gilmour che è quello che lo dovrebbe sostituire, no, perché poi è il potere contrattuale, ha detto ha bisogno ancora, ha detto tu comunque è giocato, non solo è guarito, è abile, è arruolabile, ha fatto 30 minuti, è convocabile, non rompere le scatole. Anche quello è un autogol.
E gli ingegneri hanno una forma mentale particolare, rompi i coglioni a morire, lo dico sul mio papà, sul mio nonno, eccetera, perché come diceva Luciano Crescento, sei ancora ingegnere, come per dire, c'è la famosa battuta della madre che incontra un'amica e dice ma suo figlio è ancora ingegnere, come quando dice ancora l'influenza. Comunque questo, al di là poi della scelta di Calzone, la scelta di Lobotka, in maniera scientifica ci dimostra che Lobotka non era in grado di cominciare dall'inizio, perché come entra non entra brillante, era in grado di essere convocato perché è recuperabile, cioè non era a rischio ricaduta di infortunio, però che Gilmour non sia all'altezza di Lobotka ad oggi penso che si possa dire senza... Non riuscite a trovare la zolla oggi. Anche qui cioè, dire queste cose, ma io sto vedendo grande attenzione e compostezza, non significa bocciare, è anche un segno positivo, perché significa che una persona può solo migliorare. D'altronde Lobotka, i primi anni abbiamo scoperto che non era solo un fatto di fidanzate, eccetera, anche problemi di tiroide che lo portavano a ingrassare, però era colpa di Gattuso. Diciamo, oggi Gilmour c'ha da marcare a zona, l'Inter comunque 94 punti, era candidata a vincere lo scudetto, sta andando bene in Champions, anche con un po' di mazzo, perché se l'Arsenal avesse avuto un Cavani giovane io lo sai, avevo scritto forse se avessero un Osimhen, sto cercando di dare il suggerimento, sta Mertens che gli sta facendo fare gol a Osimhen, una continuazione. Ma quello non tira il padrone, quello ricama calcio Mertens, mamma mia, sembrano fare ma 2 assist di lunga gittata, tra l'altro, quindi tu devi vedere nello spazio, bellissimi. Guarda, poi oggi ha fatto 2 gol di testa imperiali Osimhen, ma li faceva anche da noi. Però io, diciamo, Cavani aveva proprio la fame. Allora tu pensa, il Cavani giovane cannibale, con questo Arsenal che sta sempre la palla. Però il calcio non si fa con i sé. Neres non gioca perché lo vede come sostituto di Kvara, come vice Politano vede Ngong se deve segnare e Mazzocchi se deve difendersi. Io credo che Giuseppe l'abbia proprio pittata. Quando è un'analisi molto plausibile e corretta, complimenti a Giuseppe. D'altra parte, cioè, Ngong in questo momento è quella via di mezzo tra Neres e Mazzocchi. Mazzocchi lo risulta difensivo perché è proprio il terzino, Neres è un po' troppo offensivo, e se devi sostituire Polità... Poi noi ci auguriamo il meglio, chiaramente, no? Però 12 giornate non sono più pochissime. Tra l'altro prima noi non avevamo affrontato le sorelle, no? Adesso ne abbiamo affrontate 4, le sorelle sono 7 meno 1, 6, quindi quasi anche tutte le sorelle. Quindi incominciano ad esserci delle indicazioni plausibili dell'utilizzo della rosa, del modo di giocare. È chiaro che, ribadiamo, se all'inizio del percorso, io ho visto Conte oggi veramente incacchiato, perché si sente un po' non solo defraudato, incomincia a capire che allenare al Napoli significa allenare una squadra che subisce molte ingiustizie, non era abituato, perché Juventus ed era veramente incavolato, perché certo potevamo fare un po' di più, tutto quello che vuoi, però dici tanto con questo tipo di partita non è proprio questo rigore. Io l'ho visto 20 volte, non lo so, Valerio, ma noi, non so, sapete, io non sono il tifoso, insomma, ho molti dubbi. Comunque lui c'ha ragione, nel senso, ha detto quello che dico da sempre, che tu le azioni dovessi valutarle tutte come una sorta di certificazione. Tra l'altro lui ha detto proprio le mie stesse parole: io mi sentirei più sicuro, sono molto più sereno, e invece tu mi stai creando dubbi e alimenti tutte quelle persone che vivono di questa dietrologia. D'altra parte è proprio questo il punto, ci diceva Fabio, credo che si debba sostituire chiaro ed evidente errore dal protocollo VAR con scelta non condivisibile. No, non si deve scrivere niente, Fabio. I gol devono essere vagliati in modo tale, dici guarda, è tutto a posto, qua ho riscontrato questa cosa, lo devi andare a vedere perché tu sei l'arbitro, e così incrociamo i dati. E non mettiamo parole che poi qualcuno ci azzucca. È vero, è comunque un modo per uscirsene, no? Io questa la condivido, questa non la condivido. C'è stato un gol che è l'essenza del calcio, lo controlliamo, tutti i gol, così diciamo, io non favorisco le big, eccetera. Non c'è nessuna irregolarità, posto. C'è questa cosa qui, perché tra l'altro con la confusione tante persone, tu a volte puoi essere impallato e non vedere proprio in buona fede, e tu
dici guarda che lui non lo può, lo va a vedere senza che poi gli tolgono mezzo punto dalla valutazione, perché quella è una forma di garanzia, di controllo, di forza, e tu con una nuova valutazione lui può dire sì oppure molto semplice, deve essere il più semplice possibile, è una forma di garanzia e di aggiunta di garanzia il VAR, così è una forma di sospetto, è aggiunta di sospetto, tutto quello che non dovrebbe essere. Guido era incavolato anche perché ha detto bene il risultato ma dobbiamo migliorare, e anche tanto perché non mi piace solo subire. Questa è la frase più bella che io potessi sentire. Ha detto che non gli sono piaciute le uscite, l'ho sentito, ed è vero, le uscite abbiamo perso qualità, è vero, ma come vi ho detto, si è avuta l'impressione, noi con un po' più di qualità, un po' di più di attenzione, qualche passaggio lì, affondavamo, e anche un po' più di coraggio, perché a volte ci siamo arrivati là, no, non tira tu, lo passo io, allargo, si tira. Anche Kvara tira prima, tu ce l'hai nel tiro, hai perso un tempo, poi hai fatto quel tiro strozzato che è finito anche sotto la gamba, era un passaggio. Però per questo tipo di rigori il VAR non può intervenire, perché bisogna valutare l'intensità del contatto, può essere solo vista dall'arbitro perché la moviola è sufficiente, lo hanno sempre detto. Vincenzo, lo hanno sempre detto, ma nelle analisi che abbiamo visto di Open VAR dice, e lo ha detto Rocchi proprio in intervista proprio da casa sua con tutti i palloni vicini, in questo caso il VAR ha giudicato l'intensità, l'ho sentito con le mie orecchie e l'abbiamo messo a verbale proprio per il futuro, e il futuro è arrivato. Il VAR ha giudicato l'intensità in altri casi, di conseguenza la girano e la voltano come vogliono loro. E quindi sarebbe bene, ormai togli tutto da mezzo, non c'è protocollo, vai a vedere tutto. Guarda, ci sono delle cose nella vita che sono impossibili, la vita eterna, sarebbe bello, cioè, delle cose molto difficili e delle cose che sono di una facilità incredibile. A volte, e non parlo solo nel calcio, non si capisce perché le cose di una facilità incredibile, che non ti portano via tempo, soldi, non serve un'organizzazione, non vengono fatte. Qui tutto già c'è, cioè non è che tu devi mettere nuova tecnologia, nuove persone, no, è quella che c'è. Devi semplicemente applicarla in maniera trasparente, costante, perché a volte tu dici guarda, per questa cosa che suggerisce questo cretino Guido, però sono milioni di euro, è facile parlare Guido da casa tu con i milioni di euro che dobbiamo no, non c'è da spendere niente, nuove persone, nuove telecamere, un quarto uomo, no, e allora? Siamo sempre al discorso per cui si pensa che per avere un rigore ti devono mandare all'ospedale con fratture scomposte. Poi quando Gatti butta Milinkovic nello spazio, niente per nessuno. Lì si vede proprio, cioè Gatti lì, quello penso da regolamento si chiama comportamento antisportivo, perché Milinkovic sta saltando per prendere il pallone, Gatti si disinteressa e va a spingerlo, proprio si abbassa, tanto la palla non la vede e va a spingerlo così. Io sono abituato ormai da tempo, da questa cosa con Valerio, a questo comportamento non propriamente educato, neanche molto deontologicamente corretto, cioè, mi faccio una risata, scherzo con la setta dei poeti estinti che siamo, ok, mi dispiacque per Tore, intervenimmo, tra l'altro non ci furono mai le scuse per la maglietta, mi dispiacque per Valerio, cioè. Però la settimana scorsa è successo qualcosa di abbastanza dirompente, che non va sottovalutato, che se non fosse stato per Valerio, perché era andato nel silenzio, neanche io me ne ero accorto, non veniva portata all'attenzione quella che non so neanche io come definirlo, che non può essere un errore trascurabile, perché tutto è collegato nella vita, il famoso mancato giallo, eccetera. Ad un certo punto arriverà la quarta munizione per Reteghi. No. Allora, mettiamo un attimo puntini sull'italiano, eccetera. Premesso che parliamo di calcio, insomma, ci sono cose molto importanti, cioè, però si può parlare con serenità. Ci sono delle cose che sono un po' borderline come regolamento, no? Insomma, alcune cose effettivamente ma ricade qui, alcune cose difficili perché proprio per la dinamica dell'azione, no? Però ci sono delle cose semplicissime. Se tu ti togli la maglietta è ammonizione, non devi interpretare, perché qui allora dobbiamo dare ragione a Guido Clemente di San Luca, il professore, che poi viene messo in mezzo, dice che tu non devi fare un'interpretazione del regolamento, se come un giurista devi applicare il regolamento e lo metto in me, e lui ha ragione, cioè, a questo punto è semplice, cioè non lo devi interpretare, non puoi dire non l'ho visto, cioè, è successo, dice vabbè che cosa, intanto non sai,
perché c'era una spinta a 2 mani, e quello di nuovo non è l'intensità, non puoi spingere a 2 mani, perché se tu stai andando a spingere così un avversario, sicuramente non stai contrastando, non stai facendo istruzione, come si chiama, è sicuro fallo, e Neres si incacchia, ti insegue, lo ammonisce. Questo terzo gol, voi non guardate il Napoli, diciamo che il Napoli vince lo scudetto, non ci interessa, ma ci sono altre squadre, e metti che queste squadre arrivano punto a punto con l'Atalanta, e per quel punto di quel gol di differenza reti, uno va in Champions e quella no, esistiamo solo noi, esistono 20 squadre. Andiamo a vedere, tanto Neres è stato ammonito e non doveva essere nerino, si è tolto la maglia, l'hanno visto i 50.853 spettatori che stavano al San Paolo, più tutti quelli in televisione. Era uno il giocatore che ha fatto gol, non è che non puoi vedere, uno, e si è tolto la maglia in maniera anche, insomma, vistosa, non è un secondo se l'alzate poi no, guardatemi, sono entrato alla panchina e ho segnato lo stesso. Guarda, non lo possiamo prima. Io ero al San Paolo, Napoli-Inter 1-0 con Di Madusa, già ammonito, fa gol su una ribattuta di punizione, si toglie la mano e si becca la seconda ammonizione, e le persone a fianco a me al San Paolo dice però potevano andarlo là perché era già stato ammonito, no, il regolamento, e ci facciamo tutta la partita in 10, però vincemmo, per dire, è un regolamento, se ti togli la maglietta devi essere ammonito. Intanto non è ammonito, quindi quando lui avrà la terza, non sarà la quarta, e tutte le partite che tu ti giochi con la quarta, che devi stare attento, non do la no, il contrasto non c'è più, come no? E tu non sai come si svilupperà quell'azione, perché non è avvenuto. Quando sarà la quarta e la salta, la quinta dice no, l'avrebbe saltata, non lo possiamo sapere. Comunque un errore che cambia in piccolo tutta una serie di cose, non succederà nulla, cioè. Però, e chiudo, da 1 a 10, come mi insegna mio padre, da 1 a 100, perché le persone guardano 100, quando c'è 1, 2, 3, sempre gli ingegneri, è un errore da 0, non è difficile, non deve essere valutato, non deve essere interpretato, non c'è l'intensità con cui si logia. È proprio banale, non stiamo criminalizzando, e lì ti viene il sospetto, perché sei una cosa semplicissima. Invece siamo molto bravi a pigliarci, no, alla cosa particolare di discussione. Però, e questa è la doppia gravità, era talmente facile, come si chiama, che se non veniva Valerio non ne parlava nessuno, e questo mi crea disagio, però. No, ne ha parlato fuori gioco. No, dopo che l'hai parlato tu, dopo 2 anni e mezzo. Il fantacalcio, però il fantacalcio perché si interessa, perché mezzo punto cambia la storia del fantacalcio, lo sappiamo. La bandierina dimenticata, perché poi l'hanno dovuto aspettare, andare a prendere quella perché la spezzò in due, no? Non è che ma io ti dico di più, Guido, cioè quello è un errore tecnico dove di solito si dice si ripetono le partite per gli errori tecnici, anche se non cambiava che il Napoli meritava di perdere, l'Atalanta meritava di vincere, ma non si può aggiustare almeno dopo, cioè glielo aggiungi questa cosa. E a me questo che mi ha sconvolto, che è passato, vabbè, non era referto, e aggiusti. Perché non aggiusti il referto e Reteghi non si trova una munizione addosso? Cioè, questo che mi rimane più l'amaro in bocca, perché fai un errore, non lo aggiusti. Ci sono delle cose del calcio, Santo Maradona, che sono fatte che non hanno logica, non hanno la logica proprio per chi gioca. Ci sono dei falli che non hanno logica, perché dici, guarda, veramente tu stai chiedendo ai giocatori di muoversi in una maniera totalmente impossibile, no? Perché le cose dovrebbero essere fatte, scritte, cioè, ok, c'è l'esigenza del bureau della UEFA di renderlo spettacolare, ok, però c'è anche l'esigenza che un calciatore segue proprio delle dinamiche fisiche, cioè. Quindi quando si scrivono certe cose dovrebbero essere coinvolti entrambi i protagonisti, non dico un po' di più quelli che realmente lo fanno, ma escluderli totalmente. Cioè, oggi certe regole come la responsabilità oggettiva, come si chiama, sono veramente vetuste. E questa cosa qui, siccome ci sia tutta la tecnologia in questo mondo, effettivamente tu dici non c'è bisogno di ripetere là, però effettivamente la munizione è legittima, soprattutto in un caso così semplice. Ho detto, si è tolto la maglietta. Vale, hanno già fatto ascoltare l'audio tra Mariani e il VAR, quindi il VAR dice Anghissà non gioca mai la palla, tocca solo la gamba, cioè invece di correggere l'arbitro hanno confermato l'errore, è follia.
Quindi, a me sembra che fa una pirolia che non la tocca nessuno, però ripeto, la voglio riguardare. Perché lui protegge, perché si mette, sta proteggendo il pallone e io vedo che è lui che ci va dritto sulla gamba. Però è bello la cronico che dice vai a rivedere, vai a rivedere. Il punto è che sarebbe la cosa più logica. Sono passati tanti anni, no? E ripeto, non serve nulla, non bisogna per migliorare, nessuna fatica, serve semplicemente, signore, da oggi si fa così perché tra l'altro è logico e faresti fuori un bel po' di polemiche, poi quelli proprio stolti e quelli mai li porterai insomma al buon senso. Non è un anno, sono tanti anni. E queste cose, quest'anno stiamo avendo degli arbitraggi, possiamo dire, veramente molto scandalosi. Troppi episodi strani, vedi, ieri l'Udinese si è incavolata, Nesta. Mami, mi hai appena ricordato che l'ho postato su X, cioè va proprio col gomito così, ci va proprio... sono veramente tanti e quindi non vorrei che ci fosse una scuola che dice no, vedete, non serve, inutile, eccetera. No, è come lo state utilizzando che è inutile, non è lo strumento che è inutile. Giancarlo, amici cari, anche per voi sono indegne quelle braccia aperte da Pantocrator per richiedere pareri arbitrari sul nulla. Giancarlo, questo è un altro tema. Io perché poi insistevo sul challenge? Non tanto per cambiare situazioni dove, come vedi, anche il VAR era convinto che era fallo, eccetera, eccetera. Io spero nel challenge per evitare che i giocatori simulano o chiedono in continuazione cose all'arbitro per cercare un vantaggio che non esiste sul campo. Allora, se c'è il challenge, tu ci pensi 2 volte prima di chiedere, dice qua io mi sto rotolando, me devi per forza così. Sei costretto ad andare a vedere se la cosa non è vera e perdi un'occasione di challenge. Ecco perché io portavo nella speranza che si possa anche limitare un pochino le simulazioni pazzesche o queste richieste. Però volevi parlare di una cosa di calcio, Valerio. Sarà che insomma io vedo gli sport anche in maniera molto interdisciplinarmente, no? Noi abbiamo dei pregi, dei difetti, dei limiti, però insomma qualche freccia potremmo avere. Si potrebbe, mister Conte, trovare un sistema tipo basket, no? Quando tu liberi il giocatore al tiro, il giocatore di solito con la più alta percentuale, per portare più volte al tiro probabilmente il giocatore che ce l'ha più nelle corde il tiro a bella castagnata fuori, che è McTominay. Qualche schema, perché noi dobbiamo tirare un po' di più, mister, e lo sa, sta facendo un grande lavoro, ma un po' di più, soprattutto per il DNA del Napoli. È una domanda che mi sto facendo. È chiaro che credo che sia un ragazzo che ancora non ha espresso nulla di quello là, però abbiamo visto che come colpo balistico ce l'ha. Questa è una cosa che nel basket si fa, è una cosa che noi, ti ricordi, famoso gol di Fabian, no? Che c'è un'azione sposta, anche Insigne si sacrificò, la dia a lui che era una posizione più centrale, quella pennellata meravigliosa. Ecco, mi piacerebbe un Napoli che riesce a avere questo schema che libera il tiro, poi lo fa perché Anguissa è un po' timido, probabilmente ce l'ha, però si sente insicuro, come se ha paura di far vedere che lo tira fuori. Mario Rui, uno che lo tirava anche se non segnava, anche se a volte tirava in alto. Abbiamo poche persone che si prendono questa responsabilità. Mi sembra un ragazzo, quindi è un'azione che vorrei vedere, cioè di liberare con lo spostamento lato forte e lato debole, sempre per prendere un termine dal basket o dalla pallanuoto, perché lo abbiamo fatto in passato con gli allenatori e secondo me abbiamo un giocatore che può essere un apriscatole, perché tra l'altro non è che devi fare sempre gol, però puoi prendere un angolo, può essere una ribattuta che ti porta un'altra punizione. È un tema che io vorrei lanciare al mister. Altro tema, ok, Mario Rui è fuori squadra, però noi dobbiamo trovare il modo non solo a volte per andare, come siamo andati per esempio bene sul fondo, raso terra e potevamo far gol con Simeone, stiamo un po' abdicando alla fase aerea. Anche lì alcuni giocatori ce l'hanno, alcuni no. Più imprevedibile sei, più colpi e varietà di colpi hai, è meglio. È evidente che in questo momento noi abbiamo dato priorità a rafforzare la solidità, certe cose,
però sono quei margini di miglioramento che io vorrei, intravedo e vorrei, tornando a parlare allora te ne dico una che si inserisce bene. Secondo me nell'idea della solidità si passa per vie centrali, perché centrale il pallone è più vicino alla porta, cioè se tu devi concedere una cosa preferisci concedere l'esterno, così partendo quindi dalla priorità di Conte, cioè recuperare quella solidità e quindi blocchi centralmente, è lì che già ti trovi poi in attacco se devi riversarti, se devi fare il famoso contropiede, quindi già ti trovi con molta gente centrale. Ecco perché abbiamo meno ampiezza, oltre al fatto che i giocatori migliori sono per vie centrali e non gli esterni, ed ecco perché, vedi come si collega, non vediamo le ali con i piedi suoi, con i piedi loro che possono fare i cross, perché il Napoli non sta crossando. Il Conte ha quasi rinunciato al cross come soluzione. Questa domanda che tu, insomma, anche se non hai letto, hai preso in considerazione, mi porta un'altra considerazione, che noi con Rafa meraviglioso Benitez, nonostante avevamo gli stessi giocatori, Calle e Insigne, spesso, addirittura anche nella finale con la Fiorentina, dove tra l'altro Insigne fece doppietta, perché io non ce l'ho con nessuno, ma invertiva a volte i giocatori, non sempre perché uno stava facendo male su quella fascia, ma perché casomai potevi essere più incisivo, non solo perché casomai stai soffrendo, allora Calle ma diciamo questa cosa da Benitez in poi, tranne un timido tentativo che finì un po' in confusione di Carletto Ancelotti, noi abbiamo totalmente abdicato. Quindi noi sappiamo che Insigne non si spostava da quella fascia, mai l'hai visto a destra, provato un periodo Ancelotti a metterlo a centro come punta centrale sotto punta, ma non dall'altra parte, e così tutti quanti è vero, però noi l'abbiamo visto fare con dei giocatori non dico che lo fai tutto il campionato, però può capitare in una partita anche per, diciamo, dare incisività, per cambiare delle cose là. Noi non lo facciamo più, non l'abbiamo fatto con Sarri, eccetera, eccetera. Uno che lo fa spesso è Motta, lo faceva spesso col Bologna, lo fa anche con la Juve. Io non dico che lo dobbiamo fare, però è una cosa da capire, perché si sono valutate queste cose, i giocatori non vogliono, quindi si sacrificano per altre cose, ma cambiare lato no, perché ci sono più i contro che i pro. Però diciamo, più tu sei monotematico e se non hai la velocità nella giornata e la qualità, non sempre apri la scatola della partita. I cross a che servono se Lukaku non segna? E Lukaku come segna se non gli arrivano i cross? Si potrebbe anche girare, perché magari questa palla addosso in questo momento non è efficace, perché lui non ha la brillantezza di girarsi velocemente e di creare superiorità. Magari potrebbe essere efficace se gli arrivasse un bel cross teso sulla testa, vai a duello, e lì non è questione di essere veloce, è questione di prendere bene il tempo. Magari. Qua ragazzi non si tratta, giustissimo quello che hai detto, ma stiamo facendo una chiacchierata in lucidità e serenità. Io penso che Lukaku se stesso non è contento, Conte che ha investito lui, quindi non si tratta qua di dare croce addosso, colpevolizzare. Speriamo che ci sia una progressione, che casomai torni utile quando i terreni sono un po' più pesanti. Vedremo, perché Conte ha investito anche da un punto di vista morale, no? Come sponsorizzazione umana sul giocatore. Anche se fosse costato niente un prestito gratuito, e non è costato niente, cioè no, è costato invece, non mettete solo i soldi, dice, costa. Comunque lui si è speso, ha detto ok, parte Osimhen, io compenso perché mi fido per quello che sa fare, per il gioco che voglio fare lì. Quindi però per una volta mettiamo che non prende stipendio, non è stato pagato eccetera, ugualmente comunque abbiamo un problema. Bisogna vedere se riusciamo a risolvere questo problema, perché tutte quelle cose che vi ho fatto vedere a inizio live, ragazzi, la finestra è corta, è piccola, è stretta, scusa, più che corta, e per fare quel passo in avanti noi dobbiamo vincerle, anche nel girone di ritorno 2 almeno con le big, quindi la qualità serve e deve crescere. Lo so che in realtà non è la sua non è Osimhen, per capirci, perché non è Osimhen, è diventato un ariete incredibile, cioè anche bello a vedere.
Lo so, ma non ce l'abbiamo, ragazzi. E mo con i cardi che sono rotto il crociato, secondo voi ce lo ridanno a gennaio? Direi di no. Tra l'altro, per riprendere il discorso di prima dei piedi invertiti, la soluzione è Neres nella zona di Kvara, cioè l'idea di Conte che mette Neres mancino, si troverebbe sulla sinistra in zona Kvara e potrebbe essere un po' più prevedibile. È una delle cose che dice che il calcio è cambiato. Prima era impensabile che tu sinistro giocavi là, perché diciamo ti viene anche più logico crossare a sinistra col sinistro, a destra col destro, però diciamo in questo momento a me fa ridere certe situazioni, no? Cioè Trambusto a Marsiglia, no? Quelli che De Zerbi era un genio, un imbecille. Gli allenatori hanno una loro idea di calcio che è data da tantissimi particolari, non solo il piede investito, come tu interpreti il gioco. A volte loro ce l'hanno, però non si sta verificando, no? Io non penso che è sempre così la partita, è calcio, cioè, non è, come posso dire, un dipinto che tu hai fatto, hai detto a quello è fermo e come volevo che venisse lo puoi anche correggere. C'è un po' più di elasticità mentale e anche un po' più di gusto per vedere. Tra l'altro noi non abbiamo la pressione, a parte il Vate e l'Istituto Luce che ce l'hanno messa, di dover vincere quest'anno, e questo ci dovrebbe dare molta gioia, no? Anche se un punto, una classifica molto insidiosa, però noi questi 15 giorni no, non abbiamo sul groppone, abbiamo perso la testa, l'Inter non è riuscita a fare lo scavalco. Assolutamente. E poi qualcuno sta facendo un po' di capriole, che sta cambiando idea. Bellissima live, Guido. Chiudiamo con questa domanda di Luca che dice: domanda folle, vedremo mai Di Lorenzo interno di centrocampo, in quanto con l'età sembra sempre scattante per essere un laterale, penso sempre meno scattante per essere un laterale. Potenzialmente sì, poi dipende dagli allenatori. Questa è un'osservazione giusta, perché di solito anche dei calciatori che giocavano un po' più avanti con l'età, casomai arretano perché hanno quella età. Tra l'altro lui non era nato come terzino, giocava più avanti, tra l'altro anche insomma giocatori. Lui nasce attaccante nelle giovanili, grandissimo, e non c'è ironia, adesso non c'è polemica, anzi solo ammirazione. Bruno Giordano che ogni tanto dice sì, però ogni tanto potrebbe difendere me, lo sappiamo che è bravo, quindi non è un'osservazione sbagliata, è un'osservazione corretta, però a meno che il signore non diventa allenatore, poi dipenderà dagli allenatori che avrà Di Lorenzo, però quello era veramente forte. Lo chiamavano Di Lorenzo, lo chiamavano Battigol quando era nelle giovanili. Ma Battistuta era veramente forte. Insomma, allora, insomma, io vi saluto. Non hai salutato nessuno all'inizio? No, Valerio, c'è una ragione importante. Sono arrabbiato, no, non è solo per il materiale, sono arrabbiatissimo per quello che è successo a Napoli. Mi prendo sempre, quando c'è una situazione del genere, per lutto, chiaramente Valerio, io, Tore, Valentina, Angela, eccetera, non ci dobbiamo scusare in nulla, queste cose però mi ragionano molto. Io evito i luoghi comuni. Tra l'altro volevo postare, aspetto un paio di giorni perché ho preparato tutto, Partenomo di Sorrentino, mi ha fatto anche incacchiare questa cosa perché non lo volevo legare a questo episodio, perché invece è una bellissima Torno Coccovata, adesso non lascerò più il canale, che è un film bellissimo, invece di una bellezza dove esce fuori anche nelle sue infinite contraddizioni, e manco a farlo apposta. Vi anticipo una cosa: c'è una scena di una bruttezza insostenibile, così, bruttezza nel senso non che è girata male, ma mostra quanto è brutta e non ha nessun valore la camorra, perché sembra l'idea di dittatore dello stabilito di Bananas, ma senza quella comicità e con quella durezza di Pasolini, insomma, di 120 giornate di sotto. Non hanno nessun valore e mi ha molto amareggiato. Questa è la ragione per cui non l'ho salutato, perché lo faccio sempre col cuore, perché mi ricorda mia nonna, le categorie di lavoratori. C'è una ragione. Mi lascia anche Contore, se ne ha parlato. Noi amiamo moltissimo Valerio, sicuramente anche più di me, soprattutto noi che non la vediamo tutti i giorni. Io un po' più di lui perché c'ho il fratello, quindi ci vado. Mi amareggiano molto, consentitemelo. Non starò a dirvi, tra l'altro, insomma, sono uno che lo potrebbe dire, andiamo ai cineforum. Mi ha fatto un po' sorridere. Vabbè, lasciamo perdere.
però per questa ragione. Quindi troverete Partenome, troverete il Louvre raccontato da Guido Gentile, con un film francese associato al Louvre, insomma, quindi non parleremo solo di calcio. Vi ringrazio per la pazienza, spero di non avervi tormentato troppo con tutte queste cifre, però noi vogliamo alzare il livello. Un abbraccio alle amiche Bellini, agli amici Bellini, a Valerio. Godiamoci il percorso e evitate di seguire le persone che vi danno collera nella vita. Andate a vedere una puntata di Friends, più che altro, per dire, non ho quote azionarie di Friends. Un abbraccio. Ciao Guido Gentile e grazie infinite, perché non apprezzo quello che ci permetti poi di analizzare, di andare un attimo oltre il racconto del calcio, alle volte più importante del calcio stesso. Non è vero, però sì, nel senso che se poi tu non guardi la partita con quell'attenzione così e la ascolti il racconto di uno postumo o anche durante, mi sono girato un attimo, sento la cosa e dico no, quello l'ha preso, e vuol dire che il racconto poi del calcio ci racconta una cosa falsa, che non è più la verità, non è più quello che è successo. Ecco perché alle volte il racconto è più importante del calcio stesso. La chiudo così. Un buon punto, il punto che ci serviva per non lasciarci male. Ma ci saranno degli approfondimenti video a terremoto, senza il terremoto, perché poi il vulcano, il Vesuvio. Molto bene, vedo un clima sereno, mi fa piacere. Allora, prego. Guido, dov'è? Sei lì. Prego, Guido. Comincia le danze. Dai. Allora, abbiamo finito, grazie e buona serata a tutti. Andiamo. No, vogliamo... No, veramente, sai che risate se poi arriva Garcia. Tra l'altro sarebbe una scelta perché Garcia conosce l'ambiente.